Ben ritrovati con Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 31 di gennaio. Oggi avremo ospite Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo Punto Franco, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 torna a trovarci Dino Zappador del sindacato dei pensionati. Il focus in questo caso sarà principalmente la sanità. Andiamo a leggere la pagina meteo dal sito dell'ARPA Osmer Friuli Venezia Giulia. Un anticiclone si estende dal Mediterraneo occidentale all'Europa orientale e fa fluire in quota sull'Italia correnti settentrionali secche e miti che oggi saranno temporaneamente più umide e fredde. Le previsioni odierne: cielo in genere poco nuvoloso, temporaneamente variabile per velature che saranno più consistenti al mattino, più sottili al pomeriggio, zero termico a 2400 metri circa di quota, con inversioni termiche nei bassi strati nelle ore più fredde, temperature minime 2-5 gradi, massime 9-12 gradi centigradi. Per domani giovedì 1 febbraio cielo da variabile a temporaneamente nuvoloso per nubi medio-alte, di notte e al mattino sulla costa tra Lignano e Grado possibili nebbie. La temperatura in quota si abbasserà leggermente, con zero termico attorno ai 1900-2200 metri circa, 2-5 gradi le minime per domani previste, 7-10 invece le temperature massime. Sguardo alle notizie nazionali, poi andremo subito al piccolo. Caso Salis, Meloni chiama Orban, il governo si muove, manette e catena sono fuori luogo, il piano per gli arresti domiciliari in Italia è ciò che si sta approvando in termini diplomatici con la detenuta in Ungheria. Opposizione in rivolta, la Lega, ogni paese fa come vuole, la polemica sul ministro Lollobrigida. La pagina la foto al centro, il primo chip in un cervello, la nuova frontiera di Elon Musk, l'esperimento impiantato in un uomo paralizzato, il dibattito e gli scenari. L'annuncio di Elon Musk, impiantato il primo chip nel cervello di un uomo, si chiama Neuralink, è un chip grosso come una moneta da cui partono con fili sottilissimi 1000 elettrodi collocati nella zona del cervello, responsabile dei movimenti. L'intervento su un volontario tetraplegico, il dibattito sul futuro anche etico delle cure nei confronti delle persone malate con questi chip che con un fare molto futuristico potranno cambiare nel bene o nel male anche il futuro della biosanità. Andiamo a vedere le altre notizie. Dubbi e disagio dei cattolici del Partito Democratico dopo il voto sul fine vita, contatti, cautela, la rete dell'Italia, la Premier e la telefonata. L'elefante nella stanza, scrive Paolo Valentino. La foto invece di Giannelli è sul piano Mattei con i temi portati dalla Premier: energia, migranti, tecnologia, istruzione, sicurezza e sanità. La vignetta punta a fare ingresso della multinazionale dell'ENI in Africa, come a dire che ci sono temi economici preminenti rispetto al resto. La ministra Kamikawa, una donna in poll per guidare il Giappone, sarà più facile invece andare a caccia con la proposta di legge, spiegata da Alessandro Sala, pagina 22. Israeliani in corsia, travestiti da arabi per colpire Hamas, la tregua e le condizioni. Blitz di un comando di israeliani travestiti da arabi in un ospedale di Jenin per colpire alcuni comandanti di Hamas. Intanto si tratta ancora per la tregua e la liberazione degli ostaggi a Gaza. Ci sarebbero spiragli di apertura da parte di Hamas dopo i colloqui tra le parti che sono avvenuti a Parigi. Vola il PIL in Spagna, record nell'Eurozona dai conti del paese. La Spagna segna un più 2,5%, in Italia più 0,7%. Se il PIL italiano cresce a ritmo dello 0,7, la Spagna di Sanchez realizza un miracolo con un PIL di 2,5 nell'Eurozona, supera ogni aspettativa anche negli altri paesi. Cronaca, un altro operaio travolto dal treno, la vittima aveva 51 anni, tragedia vicino alla stazione ferroviaria di Chiari a Brescia, un operaio 51enne al lavoro su una linea elettrica, l'altra notte è stato investito e ucciso. San Sinner, non Sanremo, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il Caffè. Partirà infatti a giorni il Festival di Sanremo e in questo caso Gramellini spazia da quella che è la vittoria al Grande Slam di Sinner e anche il richiamo nazionale che ha dato
questa vittoria del tennista a livello sportivo ma anche culturale italiano, più che altro con l'analisi della figura dell'atleta, persona composta, umile, mai sopra le righe, e poi si parla anche di Sanremo nelle colonne del Corriere della Sera. Andiamo al piccolo. Sanità regionale. Avanza il privato, il trend delle aziende pubbliche del Friuli Venezia Giulia, dalle radiologie alla medicina d'urgenza, la mappa delle esternalizzazioni. Subito nelle prime pagine, lo vedremo tra poco. PNRR, partiti gli iter per 637 progetti dal valore di 366 milioni di euro. A Trieste la proposta di acquisto delle Generali, un'offerta di 6 milioni e mezzo per Palazzo Carciotti. Riteniamo che il prezzo d'acquisto dell'immobile nello stato attuale non possa essere superiore ad euro 6 milioni 500 mila, firmato Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate, destinatari il sindaco di Piazza e il responsabile di direzione generale Fabio Lorenzut. Oggetto acquisto di Palazzo Carciotti, e vedremo se l'offerta sarà accettata oppure no. La quota il valore di asta che aveva raggiunto Palazzo Carciotti era di 14 milioni e 9, l'offerta qui presentata è inferiore alla metà di questo importo, motivo che dovrà imporre una riflessione molto attenta ai conti municipali, anche proprio per far quadrare i valori non soltanto dell'immobile ma anche di quello che è stato speso a suo tempo per questo edificio, visto che gli enti pubblici, così come insomma tutte le realtà di questo tipo, devono far sempre quadrare i bilanci. Aeroporti, Save porta Charleroi al record con i traffici aeromobili, Musk e l'impianto del chip in un cervello, a pagina 7 come abbiamo già visto dal Corriere, raddoppio di Krško, referendum sloveno sull'ampliamento della centrale nucleare. Il PIL dell'Italia ha superato la media europea all'incognita 2024 con i dati dell'anno scorso, l'economia italiana continua a crescere, il ritmo è quello dello 0, lontano dai numeri del post-pandemia, eppure nonostante le due guerre, nonostante la recessione della Germania e il rallentamento generalizzato dell'Eurozona, mi viene da dire fatta salva la Spagna che come abbiamo visto ha avuto una crescita record, il PIL italiano regge e registra ancora un segno più. Nel quarto trimestre del 2023, con stupore degli analisti, la crescita è stata dello 0,2%, addirittura in accelerazione rispetto allo 0,1% dei 3 mesi precedenti. Si prosegue con 0, ma finché il segno è più, l'atteggiamento non può che essere ottimista. Triestino, cronaca, morì nel campeggio istriano, reperto chiave è sparito. Il reperto chiave, quello determinante nell'ambito del procedimento penale in corso per poter far luce sulla morte del 44enne triestino Alex Unusic in Istria nell'estate del 2016, ecco, questo reperto è sparito. La grande scheggia di vetro infatti non si trova più. Tassi e politica, il dilemma per Fed e BCE, scrive Francesco Morosini. Agricoltura, per l'Unione Europea un test di credibilità, e l'analisi di Patrizio Bianchi. Le proteste che hanno coinvolto gli agricoltori prima in Germania, poi in Francia, poi in Italia e di fatto in tutta Europa vanno viste con la massima attenzione ed anche con preoccupazione. A pagina 18 un focus su questa protesta. I genitori a Trieste, il comune confermi lo scuolabus per la Spaccini Sauro. A pagina 20 la sollevata di richieste dei genitori, ombrelle rosse a difesa degli emarginati e sex worker. Vedremo dopo a pagina 30. Sport, Summer, a maggio il Trieste Campus, quello di Via Locchi, sarà pronto, ultimato e quindi fruibile dalla cittadinanza. Principalli guida il Charlins Muzzane, approdo in panchina dell'ex Rosso Alabardato. Vediamo le prime pagine con la sanità, il focus principale è questo oggi per il piccolo. Avanza il privato, prelievi, Arx valuta l'appalto, la mappa delle esternalizzazioni in regione, Trieste fa eccezione, Poggiana dice in Asuggi pensiamo che i servizi di presa in carico debbano restare interni. In via di affidamento il servizio radiologico dell'ospedale di Pordenone, una gara
che vale oltre 100 milioni in 5 anni. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale cerca una società che dia medici e assistenza a codici minori nei pronto soccorso caporale, estrema ratio in questo caso per far fronte alle emergenze. La sanità pubblica non trova personale, scrive Diego D'Amelio, e in Friuli Venezia Giulia si fa strada la privatizzazione dei servizi. Le aziende sanitarie progettano di affidare a società esterne il servizio prelievi per destinare ad altre mansioni gli infermieri che ci lavorano. Un nuovo passo nell'avanzata del privato, con Trieste a fare da unica eccezione. Cooperative e gettonisti sono ormai una presenza costante nella medicina d'urgenza in regione e il raggio d'azione comincia ad allargarsi ad altri settori. I prelievi, in particolare, il nuovo fronte dell'esternalizzazione riguarda i centri prelievi, direttori delle aziende sanitarie e l'ARCS, che è l'agenzia regionale che cura proprio l'organizzazione sanitaria, sulla possibilità di appaltare ai privati il prelievo dei campioni biologici tenendo all'interno le analisi di laboratorio. Non si tratta di privato convenzionato che già oggi per conto del pubblico si occupa nelle proprie strutture di prelievi dietro presentazione della ricetta, bensì dell'affidamento del servizio a realtà private vincitrici di un appalto, come è avvenuto in passato per il servizio di mensa o quello del trasporto ammalati. Anche i prelievi potrebbero finire esternalizzati. L'opzione interessa più a Trieste e Pordenone, meno a Udine, ma è sul piatto per tutti. Come spiega il direttore generale dell'agenzia Friuli Occidentale, dell'azienda del Friuli Occidentale Giuseppe Tonutti, c'è una valutazione in atto su una proposta di partenariato pubblico-privato arrivata da un privato. In un contesto di difficoltà a reperire infermieri, il servizio verrebbe effettuato da personale privato e il nostro andrebbe su altri incarichi. Il collega dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, Antonio Poggiana, conferma che un ragionamento sulla mera attività di prelievo all'ospedale Maggiore è in corso e questo dunque riguarda tutta la regione, i prelievi ma anche le radiologie. Il servizio radiologico dell'ospedale di Pordenone sta per essere esternalizzato, l'organico pubblico copre solo il 25% delle necessità e l'ultimo concorso è risultato idoneo a una sola iscrizione per 10 posti, quindi si va verso questa privatizzazione. Riccardi, sistema misto ok per attività programmabili, i sindacati dicono cambiate rotta, l'assessore ammette la lievitazione dei costi e distingue tra i diversi settori, va fatto ogni sforzo per gestire la medicina di emergenza con governo diretto dell'ente pubblico. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi apre agli appalti per i centri prelievi e pur non amando la presenza del privato nei pronto soccorso invita a non chiamarla esternalizzazione perché il governo lo fa il pubblico. Dai sindacati di contro arrivano critiche sul ricorso al privato e una proposta: aprire un bando unico per i professionisti dell'emergenza per tenere fuori società e cooperative che, ammette Riccardi, fanno lievitare i costi. Dalla Giunta Federica arriva ad ogni modo copertura sul servizio prelievi affidato al privato, la procedura imposta dalle norme vigenti è in valutazione, dice Riccardi, per capire se la partnership pubblico-privata che è stata proposta può essere di interesse pubblico. Nursind e Will, per superare le difficoltà di reperimento del personale serve un adeguamento economico. Per Atoner, segretario di Aroi EMAC, bene l'esempio della Lombardia con un bando unico per liberi professionisti. Questa è la voce dei sindacati. Capitolo Varzila, a Trieste, dirigenti Ansaldo accendono il faro sullo stabilimento, già effettuata una prima ricognizione per valutare le aree di interesse, il Ministero sollecita un piano operativo. Accordo di programma, riunito il tavolo, i sindacati chiedono chiarimenti sulle intenzioni di Fincantieri. I dirigenti di Ansaldo hanno chiarito di essersi messi in moto per reperire risorse con cui sostenere il business plan, ma il piano è finora rimasto nel vago e contiene una programmazione delle assunzioni non rispondente alle necessità. È per questo che i funzionari del Ministero hanno incalzato l'azienda dicendo di attendersi a breve il piano operativo di Ansaldo contenente linee di business, risorse finanziarie e tempistiche, che è quello che serve oggi per scongiurare dopo la fine dei contratti di solidarietà e della cassa integrazione. Il commento: tassi e politica, il dilemma per Fed e BCE,
scrive Francesco Morosini. PNRR, partiti gli iter per 637 progetti, assegnati 366 milioni di euro, aggiudicazioni al 16,5% del totale. L'assessore Zilli, assessore regionale alle finanze, ha detto regione dietro alla sola Emilia-Romagna. Nel nord-est gli stanziamenti valgono una media di 1.543 euro per abitante. L'energia, i centri di produzione di idrogeno, il bando PNRR da 14 milioni di euro per creare dei centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive, vinto da Cegas APS Amga a Trieste, ha visto il bis a fine anno con l'approvazione di un nuovo bando, sempre da 14 milioni, ma stavolta con fondi della Regione. L'approvazione della graduatoria è prevista entro il 30 aprile 2024. I progetti finanziati dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2026. C'è anche la ciclovia che arriva fino a Venezia. La Giunta Federica nel 2021 approvava l'accordo di collaborazione con il Veneto per progettazione e realizzazione della ciclovia che collegherà Trieste, Lignano e Venezia. L'impegno è dedicato anche a Go 2025. Uno dei progetti più significativi in vista di Go 2025 riguarda Borgo Castello a Gorizia, con 20 milioni a valere sul bando Borghi. Tra l'altro per la riqualificazione del Museo della Grande Guerra, la rivalorizzazione del Teatro Tenda e la manutenzione straordinaria del Bastione Fiorito. Pensiamo anche alla realizzazione di un locale pubblico che possa ospitare eventi culturali e fare da vetrina dei prodotti locali, ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. I tempi ce la faremo per il 2025, ha assicurato il primo cittadino. Questa è la mappa del PNRR in Friuli Venezia Giulia. Sono interessati comuni e località come Sauris, come Sgonico, Forne Voltri, Moimacco, Dogna, Dolegna del Coglio, Palmanova, Forgaria, Rigolato e Resiutta. Ci sono poi gli importi che vanno dai 2 ai 40 milioni di euro per i progetti PNRR. Nella provincia di Udine risorse 1.761 con 1.473 euro pro capite, in quella di Trieste 470 con 2.060 euro pro capite, che vanno fondamentalmente a essere un importo valoriale di un servizio che un domani arriverà proprio nella provincia in oggetto. L'aggiudicazione è di 366 milioni. Quelli che abbiamo visto prima sono i valori delle risorse, della distribuzione territoriale. I progetti con le procedure avviate sono il 28,7% del valore complessivo. I 366 milioni aggiudicati sono il 16,5% del totale. Va da sé che quindi la richiesta è una e l'assegnazione è un'altra. Rebus diplomatico, usciamo dalla regione, andiamo in questo caso diplomatico che vede coinvolte l'Italia e l'Ungheria. Meloni telefona a Orbán, il caso Salis diventa politico, Tajani difende il leader ungherese, non c'entra la vicenda riguarda i magistrati, polemiche sulle parole del ministro Lollobrigida, non ho visto quelle immagini. Qui Ilaria Salis nell'aula del tribunale tenuta per le catene da una poliziotta, nella foto è mostrato anche un dettaglio dei piedi legati da ceppi di cuoio con dei lucchetti. Budapest chiede l'estradizione, però il pubblico ministero frena anche per l'altro indagato in questa vicenda. L'Unione Europea, l'Ungheria nel mirino per il rispetto dei diritti, anche per la deontologia giornalistica, la possibilità di riprendere detenuti con catene, manette e strumenti atti a vincolare la libertà. In Italia non è consentito. Per Ilaria si apre l'ipotesi domiciliari, il padre attacca l'ambasciata italiana, sapevano e non hanno detto niente. Queste le voci della famiglia. Medicina e tecnologia, l'abbiamo visto anche dalle prime pagine sia del Corriere che del Piccolo. Neuralink annuncia telepati, primo chip in un cervello, il sensore è in grado di captare gli impulsi neuronali nei pazienti paralizzati. Elon Musk esulta su X, l'ex Twitter per intenderci, l'impianto 2 giorni fa, il paziente si sta riprendendo. La cronistoria di questo progetto, lancio del progetto Neuralink a data 2016,
L'obiettivo è fare in modo che gli esseri umani siano sempre connessi a internet attraverso un chip impiantato nel cervello. L'anno successivo Neuralink annuncia il programma su chip teso a trattare malattie neurodegenerative. 2021, prima installazione nel cervello delle scimmie. Elon Musk annuncia il primo impianto nel cervello umano entro l'anno. Nel 2022, 2500 scimmie arruolate nella sperimentazione muoiono. L'organizzazione statunitense Physicians Committee for Responsible Medicine denuncia le estreme sofferenze cui sarebbero state sottoposte le scimmie utilizzate negli esperimenti della Neuralink. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti avvia un'inchiesta. A maggio la Food and Drug Administration autorizza la sperimentazione dei chip sull'uomo, la Neuralink comincia a cercare volontari. A settembre comunica la selezione, questi primi giorni del mese di gennaio, considerato che oggi siamo il 31, Musk annuncia di aver impiantato il primo chip nel cervello umano. La fonte è l'ANSA, che ha percorso questa cronistoria, e dunque si è arrivati al primo trapianto. Se vedremo come andrà, soprattutto in questo paziente che si è prestato alla causa. Nuove prospettive anche per chi soffre di epilessia e sclerosi. Il chip in oggetto è questo che vedete impugnato in mano, è piccolino, è come una moneta indicativamente di 2 euro o 1 euro circa, ed è questo il chip che è stato installato, impiantato in questo paziente. Da Metropolis a The Manchurian Candidate, quando la realtà insegue e supera il cinema. Nell'ultimo ventennio la settima arte ha guardato sempre più spesso la nuova frontiera. Indimenticabile la trilogia di Matrix delle sorelle Wachowski, interpretata da Keanu Reeves. In foto Denzel Washington nell'immaginario di quelle che sono le frontiere della tecnologia. Tanto cinema ha parlato e ha trattato l'argomento. Oggi diventa più reale la questione proprio con questo chip impiantato a un paziente. Si tratta a oltranza sulla tregua a Gaza. Torniamo a parlare delle guerre, non che faccia piacere, ma gli aggiornamenti guardano agli Stati Uniti che vanno in pressing. Hamas valuta la bozza, le priorità delle parti restano opposte. Israele dice avviato l'allargamento sistematico dei tunnel. Ecco quindi la bozza d'intesa. Gli attori coinvolti sono Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar. Cosa prevede? 3 fasi che metterebbero fine alla guerra. La prima, il rilascio di donne, bambini e anziani israeliani. La seconda, il rilascio di tutti i soldati dello Stato ebraico. La terza fase, la restituzione dei morti. Cosa resta poco chiaro? Il numero dei detenuti palestinesi rilasciati da Israele. Questo ancora non è definito. L'annuncio di Biden sull'Iran: ho deciso come rispondere. Dopo l'attacco in Giordania alla base, la Casa Bianca studia le proprie contromosse, l'ipotesi di una reazione americana a più livelli. Joe Biden ha deciso come rispondere all'attacco contro la base statunitense in Giordania, che ha causato la morte di 3 soldati americani, i primi dall'inizio del conflitto a Gaza, e una quarantina di feriti. Sì, ha risposto laconicamente ai reporter che lo incalzavano prima che volasse in Florida per raccontare agli elettori della sua raccolta fondi di Donald Trump, mentre l'Iran abbassava i toni e il tandem Russia-Cina invitava alla de-escalation. Il commander in chief non ha però fornito alcun tipo di dettaglio, limitandosi a ribadire che non vuole un allargamento del conflitto in Medio Oriente e che ritiene Teheran responsabile, nel senso che sta fornendo le armi alle persone che hanno compiuto l'attacco alla base americana. Raid dei soldati israeliani all'ospedale di Jenin, uccisi 3 terroristi, operazione in stile Fauda, militari vestiti da medici in abiti palestinesi, alevi, progettavano un grave attentato. Queste le dichiarazioni a motivazione del blitz dentro l'ospedale. La missione umanitaria in Italia per le cure ai bambini della Striscia, che vengono dunque presi in carico dagli ospedali italiani. Mosca avvisa gli Stati Uniti sui missili nucleari, il piano nel Regno Unito.
Andiamo a seguire altri argomenti. Cantiere Scogliolivi, ultima chiamata per la vendita all'asta, altre manifestazioni di interesse dopo 4 tentativi a vuoto. Congelata la cessione diretta per 6,45 milioni alla Adriamont. Il caso a Pola nella prima tornata si era partiti da un prezzo vicino ai 27 milioni di euro. Albona diventa più verde, fondi in arrivo da Zagabria, rivitalizzata una pineta, parco cittadino da creare. Andando a leggere poi che a Parenzo prende vita un progetto per la tutela della fauna selvatica. Tra gli obiettivi anche l'aumento del numero degli scoiattoli rossi, il sindaco ha detto contributo all'ambiente e alla sostenibilità. Corso 2, partiti compatti per il sì, Golob, referendum entro l'anno. Nella riunione il Premier dopo il vertice interparlamentare dice c'è l'accordo sul raddoppio della centrale nucleare. Corso 2, scrive Stefano Giantin da Lubiana, non c'è dubbio che il nuovo reattore si debba fare, almeno secondo le forze politiche in Slovenia, e l'imprimatur popolare attraverso un referendum consultivo, o forse anche 2, dovrebbe arrivare entro quest'anno, fornendo sostegno collettivo a un progetto da oltre 10 miliardi di euro. L'inviato dell'Unione Europea, scarsi i passi nel dialogo tra Serbia e Kosovo, ancora tensione nell'area balcanica. Zagabria difende il leader croato bosniaco nel mirino degli Stati Uniti per lo stop al gasdotto, il ministro Grlić Radman al fianco di Kovic dopo le parole pesanti usate da Blinken. La protesta degli agricoltori si allarga, trattori anche in Spagna, scende in campo l'Unione Europea. Tra le richieste, redditi migliori, aiuti per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e le epidemie come l'aviaria. Questa è la mobilitazione degli agricoltori, un grido unico di protesta per chiedere un cambio nelle politiche europee e al quale l'Unione Europea, bersaglio di accuse incrociate al suo Green Deal, ai nuovi requisiti della PAC e all'accordo con il Mercosur, è pronta a rispondere con nuove misure che saranno presentate giovedì, quando il dossier planerà anche sul tavolo del vertice straordinario dei leader dell'Unione Europea. A precedere il confronto a 27 ci sarà però un faccia a faccia tra Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, cruciale per le sorti dell'intera protesta. Simbolicamente parcheggiati a Square de Meuse, a pochi metri dal quartier generale del Parlamento europeo, i primi trattori belgi impegnati nel paese con azioni di ostruzione culminate nel blocco nel porto del Zeebrugge sul mare del nord hanno raggiunto la capitale delle istituzioni europee 24 ore prima dell'arrivo dei capi di Stato e di Governo. Redditi migliori, più flessibilità sugli standard ambientali, aiuti per rispondere agli effetti del cambiamento climatico e alle epidemie come l'aviaria, aumento dei prezzi del carburante e dell'energia. Dazi zero sulle derrate dall'Ucraina. I fattori comuni del malcontento sono molteplici, riassunti in questo articolo. I punti di protesta degli agricoltori in tutta Europa, non solo in Belgio, non solo in Francia, anche in Italia, ed è giusto porre il dovuto focus su questa protesta. Andiamo ora invece al collegamento con la sala operativa della polizia locale per le segnalazioni di viabilità eventuali anche della giornata. Con noi il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno commissario. Non sentiamo. Sei in linea? Il commissario De Grassi ci sente? Allora, non è ancora evidentemente pronto il collegamento, o se è pronto c'è qualche problema che ci impedisce di andare a ascoltare ciò che ha da riferirci il commissario. Appena è pronto datemi un cenno, nel frattempo proseguiamo con la lettura dei giornali, anzi no, possiamo fare così, andiamo in pubblicità, sono praticamente le 7:30, ci fermiamo per qualche minuto, al rientro continuiamo la lettura dei quotidiano Il Piccolo, avremo anche la pagina di Gorizia e l'Isontino da poter vedere, breve pausa e ci vediamo tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste per proseguire con la rassegna stampa. Vedo però delle mail, allora andiamo a leggerle, se possono essere utili anche per il contesto. Buongiorno, leggo oggi sul Sole 24 Ore che verrà inaugurato a Roma il museo sui crimini delle foibe. Sarebbe stato giusto farlo a Trieste, scrive Francesco, che esprime questa sua legittima opinione. Altra mail, mi fanno quasi sorridere le critiche dell'opposizione al governo italiano per il caso di Ilaria Salis, portata in tribunale in catene a Budapest, scusate. Non è l'Ungheria ad essere troppo cattiva, ma l'Italia ad essere troppo buona. Se Alejandro Meran fosse stato portato in questura in manette a Trieste oggi sarebbero ancora in servizio i 2 agenti di polizia Rotta e Demeneco. Grazie per l'attenzione, scrive Luca. Buongiorno, altra mail, terza. Desidero esprimere solidarietà al carabiniere che sotto pressione giornalmente è costretto a subire le aggressioni fisico-verbali da parte di esponenti dei centri sociali rossi e sinistri vari e dichiarato di non riconoscere Mattarella quale suo presidente. Neanche io lo riconosco come tale, non ho rispetto per chi, come lui ad esempio, vorrebbe porre a monumento nazionale quel vergognoso altarino dedicato ai delinquenti e del Tigr, esponenti di un movimento terrorista slavo contrapposto agli italiani. Mattarella, un riciclato da parte di chi da sempre contro l'Italia, il suo popolo e le sue istituzioni, ci scrive Piero. Andiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, con noi il commissario De Grassi, buongiorno. Mi sentite? Buongiorno. Adesso la sentiamo, buongiorno. Io vi sentivo anche prima, per inciso, va bene. Mi spiace. Allora, saluto a tutti, diciamo per quanto riguarda la notte appena trascorsa, alle 23:30 sono stati ultimati dei lavori di urgenza perché c'è stata una perdita di carico di un autotreno che ha perso dei tondini, dei pali lunghi di metallo pieno. Ci è voluto tutto il pomeriggio, ripeto, fino alle 23:30 per rimuoverli da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo chiuso il passeggio Sant'Andrea tra Largo Neri e via Giulio Cesare. Non so se ne avete parlato nelle passate edizioni questa mattina. No. Comunque adesso la strada è libera. Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento ovviamente nessun intervento in atto, la città si sta svegliando, da quanto posso vedere dalle telecamere il traffico è ovviamente tranquillo. Vedremo l'andamento, il tempo come in questi giorni è ottimale, diciamo, a parte un po' di freddo. Sì. Sono previsti oggi dei lavori in Porto Vecchio, Largo Santos, all'altezza dell'ex ingresso della Guardia di Finanza. Ci sono dei divieti di sosta temporanei, perciò attenzione a chi usa apparcare i mezzi in quelle località. Ricordo ancora, importante perché è un'arteria abbastanza frequentata, la rampa della grande viabilità Catinara che è chiusa in direzione Trieste, praticamente strada 202 via Carnaro non è raggiungibile dall'altezza di Catinara. Niente, per il resto, ripeto, non abbiamo altre cose particolari in agenda, vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Andiamo avanti col piccolo, via Pescherecci e navi all'ormeggio in porto, restano solo i ricordi, le barche bianche a grado dei privati non colmano gli spazi ampi dove un tempo attraccava la flotta, molto folta dei pescatori, il volto malinconico del centro dell'isola, sorto come canale rifugio, prese vigore con lo sviluppo turistico solo nella bella stagione, difatti si rianima un po'. Andiamo a leggere poi la pagina dell'economia generali, il tesoretto ai soci, al via il buyback da 500 milioni, Donnè, nuovo piano al 2025, shopping da 7 miliardi in 6 anni, il debutto di Terzariol, il volto nuovo in Allianz, l'annuncio anche di risorse in cassa per Generali, ecobonus da CV Bank, 55 milioni di crediti fiscali, presidente Paniccia, esportazioni con Fapi accanto alle imprese. Aeroporti, così Save ha portato Charleroi al record di utenti, a Bruxelles la società incontra il ministro della Vallonia Dolimon, Marchi, rapporto pubblico-privato cruciale per lo sviluppo, il convegno di Aeroporti 2030 ieri a Bruxelles che ha fatto il punto proprio sugli scali internazionali, anche per le carte di identità, i gate negli scali veneti, i controlli di frontiera diventano più veloci. Robot per i passeggeri con mobilità ridotta, il progetto al Canova di Treviso e poi le tempeste climatiche pesano sull'economia, allarme della Banca Centrale Europea con il suo
rapporto. Il PIL del 2023 nell'Italia supera la media dell'Unione Europea, ma quest'anno sarà pieno di incognite. L'anno scorso più 0,7 contro lo 0,5 di Eurolandia e il meno 0,03% della Germania. Per il 2024 il Fondo Monetario Internazionale prevede circa lo stesso tasso. Edilizia senza superbonus, l'ANCE vede nero. La fine del superbonus farà ridurre del 7,4% gli investimenti sull'edilizia nel 2024 rispetto al 2023. Questo nonostante la spesa sulle costruzioni degli enti pubblici aumenterà di un quinto grazie ai soldi del PNRR, ma questa crescita con i fondi europei non riuscirà a compensare il crollo del 21,3% del mercato delle case. I conti li ha fatti l'ANCE, che ha presentato il suo rapporto congiunturale 2024 e ovviamente senza la spinta c'è una frizione sugli lavori in edilizia. Agricoltura, in gioco la credibilità dell'Unione Europea, scrive Patrizio Bianchi, riprendendo dalla prima pagina. Con le proteste degli agricoltori, in questo caso a Melegnano, anche l'Italia si è mobilitata guardando ai colleghi europei. Andiamo a Trieste con l'ultima offerta di Generali per l'ultima arrivata in ordine di tempo per Palazzo Carciotti. Sul piatto ci sono 6 milioni e mezzo, proposta per l'acquisto inferiore del 57% rispetto alla quotazione di 14,9 milioni che era stata stimata dal Comune. Stima, questa dei 14 milioni e 9, che segue a diversi ribassi d'asta dopo che gli stessi incanti sono andati deserti nei mesi precedenti. Si era arrivati dai 22 milioni circa, arrivando ai 15, 14,9. L'offerta di Generali è del 57% inferiore rispetto al prezzo d'asta. Leggiamo giusto le prime righe. Riteniamo che il prezzo d'acquisto dell'immobile nello stato attuale non possa essere superiore a 6.500.000 euro, firmato Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate, destinatario il sindaco di Piazza e responsabile di direzione generale Lorenzutto. Oggetto acquisto di Palazzo Carciotti. Una valutazione riporta la missiva che tiene conto delle attuali condizioni dell'edificio neoclassico, della necessità di un radicale intervento di ristrutturazione, di uno stato giuridico che limita l'intervento riqualificativo, i vincoli per intenderci. I costi per rimettere in sesto e in funzione vengono stimati in una forbice tra i 60 e i 65 milioni di euro per finanziare un cantiere che si protrarrà per alcuni anni. Mazzocco auspica di restituire il Carciotti nel più breve tempo possibile alla vita economico-sociale triestina, articolandone l'utilizzo in parte a polo museale, presumibilmente la facciata anteriore sul mare, e in parte a una non meglio precisata innovazione del Leone. Sarà inoltre il piano particolareggiato del centro storico a dettare la guidance progettuale. Mazzocco chiede infine a Di Piazza un incontro operativo in tempi brevi per perfezionare l'iter, restando in attesa di sollecito riscontro. È indubbio che 6 milioni e mezzo rappresentano una cifra assai inferiore ai 14,9 milioni per i quali il Carciotti era stato iscritto nell'elenco dei beni alienabili, più o meno coincidono con il 43% della stima comunale. Quindi le Generali hanno offerto il 57% in meno di quanto la posta sia inserita a bilancio. Di Piazza sapeva che la compagnia avrebbe proposto meno di quanto indicato dal Comune, ma probabilmente non si aspettava così poco. Adesso sembra che l'immobiliare municipale stia lavorando a un'ulteriore stima che dovrebbe attestarsi a 10 milioni 380 mila euro, più o meno a metà strada tra la quotazione di vendita attuale e l'offerta della compagnia. Non va comunque dimenticato che il primo prezzo del Carciotti, risalente all'asta di esordio del settembre del 2018, suggeriva 22 milioni e 7. In circa 6 anni il povero Carciotti ha perso oltre 2/3 della pesatura iniziale. Perché il Comune sta elaborando una nuova stima? Di Piazza, quando aveva ricevuto la proposta delle Generali, aveva dichiarato a botta calda che si sarebbe messo in contatto con l'Agenzia delle Entrate per saggiare la congruità di un'offerta così distante dalla base di partenza. Dunque potrebbe fargli comodo un aggiustamento per rendere il prezzo meno traumatico rispetto alla quotazione ufficiale e cercare di negoziare con Generali. Queste le mosse del Comune. Il servizio in bilico, il Comune confermi lo scuolabus nel 24-25 per la Sauro Spaccini, l'ansia delle famiglie, condizioni di
utilizzo rispettate. L'assessore De Blasio: per ora non c'è una scelta definitiva. Pericolosa la ciclabile lungo il marciapiede di Viale D'Annunzio. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle e quindi Alessandra Ricchetti in Consiglio Comunale. Maggioranza insensibile sulla violenza di genere, un attacco strumentale. Il botta e risposta fra opposizione e centrodestra dopo la seduta del Consiglio Comunale. La Dem Famulari: avete votato contro le politiche di contrasto. Medau ribatte: abbiamo agito a un testo condiviso. Giorgi di Forza Italia dice: solo bandierine. Altre notizie in breve: si presenta oggi in Carso il libro sui bimbi del Burlo e il Capriccio per Leonardo ha raccolto quasi 3.000 euro con la solidarietà. Va fatto un plauso al Bar Capriccio e a chi ha organizzato questa raccolta fondi di beneficenza. Saltiamo tutti gli inserti, andiamo alle notizie. Restyling interno ai Duchi, albergo chiuso fino al 21 marzo, interventi su alcune camere per ampliarne la metratura. Il totale delle stanze passerà da 45 a 35. Lavori anche sulla Spa, che si trova al piano interrato. La struttura si affaccia su Piazza Unità, vive di una nuova fase di lavori. Da domani invece in funzione del semaforo all'angolo via Rossetti, via Crispi, nuovo impianto installato all'incrocio che è stato oggetto ieri del sopralluogo di Tele4 con Gianluca Paladin sul posto proprio durante questa trasmissione ieri mattina. Vediamo. Scoperti i semafori in via Rossetti, angolo via Crispi, i nuovi semafori che come vedete per ora sono lampeggianti. Una situazione particolare quella tra via Crispi e via Rossetti. Magari c'era chi si metteva fuori col muso da via Crispi con la macchina per immettersi poi in via Rossetti o per passare oltre e da sotto in salita magari a gran velocità arrivava un'altra auto oppure doveva passare un pedone anche per esempio e ci potevano anche essere dei piccoli rischi. Uno degli incroci più pericolosi della città, a più alto tasso di incidenti, anche gravi. Per questo la decisione di intervenire. Dall'altro lato esiste già un semaforo sotto all'inizio della rampa, per così dire, di via Rossetti e quindi le persone dicono speriamo che questi semafori quando saranno completamente in funzione siano coordinati perché sennò c'è uno stop continuo e quindi insomma la viabilità potrebbe risentirne. E infatti sarà così. Quanto alla preoccupazione di code nel tratto in salita verrà scongiurata dal fatto che vi sarà una sincronizzazione tra i semafori precedenti e quelli successivi, in modo da evitare i fastidiosi stop and go. Sono state adeguate anche le strisce pedonali e tolte le barriere architettoniche. Giovedì, in tarda mattinata, anche per evitare problemi in concomitanza agli ingressi dei ragazzi nelle scuole, i semafori saranno attivati. Bisognerà invece aspettare l'estate per la posa del nuovo asfalto antiscivolo per consentire frenate più sicure lungo l'arteria. Avevamo visto poco fa della bagarre in Consiglio Comunale con questa richiesta dell'ordine del giorno che non è stato votato dal centrodestra sulla violenza di genere, ordine del giorno che delle intenzioni voleva essere trasformato in una mozione. Ieri abbiamo sentito Marcello Medau di Fratelli d'Italia e della nostra ospite Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle con visioni completamente contrapposte dopo il Consiglio Comunale di lunedì. Andiamo a sentire e fare il punto. In realtà anche ieri purtroppo non hanno capito o hanno appositamente fatto una scena, secondo me, degna dei peggiori teatri. Ieri è stato veramente, abbiamo toccato il fondo e abbiamo anche scavato. Nessuno è contento del Consiglio Comunale di ieri, ognuno a modo suo. Non c'è pace per i lavori d'aula che anche ieri hanno vissuto l'ennesima sospensione dei lavori per l'uscita dell'opposizione dalla sala del Consiglio. Pomo della discordia alla violenza di genere. L'ordine del giorno della consigliera Dem Repini è stato bocciato con i voti della maggioranza dopo la discussione e alcune lunghe interruzioni della seduta. E le chiavi di lettura sono diverse fra maggioranza e opposizione. Ma è imbarazzante per noi essere in aula ed è per questo che siamo usciti. Quasi tutta l'opposizione aveva chiesto di inserire un testo che facesse prendere l'impegno a questa giunta di interventi, di risorse, di sostegno, di tutela cioè delle donne che subiscono violenza e di questo fenomeno che è in aumento a Trieste. Tutti quelli della maggioranza hanno votato in maniera contraria. E poi in aula risolini su questa proposta? Bocciato l'ordine del giorno, le pause d'aula erano volte a riunioni per cercare un'intesa bipartisan sull'argomento, ma Ci siamo riuniti e
loro volevano che ci fosse una mozione condivisa. Lì era una cosa la sera io ho proposto assieme alla maggioranza, ho detto guarda, l'argomento ci sta molto a cuore, siamo interessati a produrre questo documento che forse sarebbe il primo documento fatto assieme, un bel progetto, però cominciamo con domani in modo che lo strutturiamo bene con la Commissione Pari Opportunità e cerchiamo di stilare un documento che serva e che sia utile, non questa sera che serve solamente a strumentalizzare quel che è un argomento così delicato ed importante. Ma nemmeno queste riunioni hanno portato un esito nobile, quindi nessun accordo e opposizione che è uscita dall'aula. Trainati dal consigliere Russo, ahimè, e io vi consiglio di non seguirlo sempre perché effettivamente lui con questo suo modo è offuscato ancora dalla rabbia della sconfitta, vi porterà davvero al baratro. Si sono riuniti e il responso è stato un bel no, cioè hanno preferito abbandonare l'aula. Abbiamo dato la possibilità, hanno detto oggi no, valuteremo i prossimi giorni se far qualcosa a riguardo. Io lo ritengo gravissimo. Andiamo avanti con il piccolo. Frisbee o borse da ombrelli rossi malconci per i diritti di sex worker ed emarginati. L'iniziativa ideata da C01 con l'Ister, Conferenza per la Salute Mentale Basaglia, e CDCP, sostegno anche della Regione. Lo spazio della condivisione senza più cuscini e conforto e dispiacere espresso da un gruppo di mamme che frequentavano il consultorio di San Giovanni. La sala del consultorio infatti prima a destra e dopo a sinistra dalla rivoluzione voluta da Asugi. Andiamo alle notizie di cronaca. Morì nel campeggio, sparito il reperto chiave, non si trova più la scheggia della vetrata della doccia che esplose e colpì Alex Unusic al Montperin di Valle d'Istria. Qui le immagini subito dopo l'incidente della vetrata frantumata in 1000 pezzi, nella foto in grande uno scorcio del campeggio dove si è consumato questo incidente che ha provocato la morte dell'uomo, e in alto a sinistra proprio lo stesso Unusic che è lì in foto assieme a un'altra persona. Procedimento penale arenato, a rilento pure l'iter civile, l'avvocato, familiari distrutti ma decisi a lottare per avere giustizia. Altre notizie: investita in Largo Santos, anziana finisce in ospedale, la novantenne stava attraversando lontana dalle strisce. Altro titolo: alimenti non tracciabili, chiuso un locale etnico, l'ispezione di carabinieri ed Asugi in un esercizio che rivende alimenti. La cittadinanza onoraria, la Brigata Sassari, ospite in via Rossetti. La cerimonia si è tenuta ieri mattina nell'aula del Consiglio Comunale, presente il comandante del reparto generale Stefano Messina. E su un conferimento scoppia la polemica tra Ukmar e sindaco. Nel testo della delibera l'esponente Dem contesta il riferimento alla guerra in Jugoslavia. Il primo cittadino ha detto pensi a Tito, botta e risposta tra i due. Andrea Lucchetta a Mostar, l'empatia più forte dell'odio, a commemorazione a 30 anni dalla strage alla presenza del figlio di Marco. Andrea Lucchetta e l'ambasciatore di Ruzza vicino alla targa di Mostar. Si è svolta ieri a Mostar la commemorazione dei 3 giornalisti della RAI uccisi 30 anni fa, il 28 gennaio del 1994, da una granata mentre erano in missione per i bambini senza nome. Riuscirono a salvarne uno, Zlatko, proteggendo con il loro corpo. La cerimonia si è svolta proprio sul luogo della tragedia, dove oggi c'è una targa che ricorda i loro nomi e il loro impegno civile: Marco Lucchetta, Alessandro Sascia Ota e Dario D'Angelo. Nonostante la cerimonia sia stata celebrata in un giorno feriale, erano presenti molte persone, tra cui un numero consistente di operatori dell'informazione, di alunni delle scuole e di cittadini bosniaci, le famiglie dei giornalisti, il sindaco di Mostar Mario Cordic e l'ambasciatore d'Italia di Bosnia e Erzegovina Marco Di Ruzza, che riferendosi ai 3 giornalisti ha parlato di un esempio di buon giornalismo, coraggioso e libero, tenace e incisivo. Ma il momento sicuramente più alto è stato il discorso tenuto dal giornalista Andrea Lucchetta, figlio di Marco Lucchetta, il quale, con parole pesate e prive di retorica, ha ricordato il significato dell'impegno del padre e dei suoi colleghi, laddove insieme hanno scelto di essere parte di una comunità che non ha declinazione etnica, religiosa, linguistica o qualsiasi altra idiozia ci siamo inventati per spararci addosso e derubarci, ha detto Marco Lucchetta e Andrea Lucchetta proprio là a Mostar. Andrea Lucchetta, oltretutto, che è giornalista anche lui, molto in gamba.
Andiamo avanti, tensione in aula a Muggia sull'iter della galleria, la giunta, cittadini coinvolti dopo il progetto di fattibilità, l'opposizione, conferenza dei servizi convocata nel silenzio, il consiglio dell'altra sera, breve ma agitato, tale si è rivelato l'altra sera il consiglio comunale di Muggia. Pochi erano i punti dell'ordine del giorno, che prevedeva in particolare 2 sole mozioni, è stato il question time a contribuire ad alzare il livello della tensione, come se dovesse essere necessario, tra maggioranza e opposizione. Divieti fra le vie e calli per la posa della fibra, pausa però a Carnevale, dagli impianti agli uffici, il macello di Prosecco all'asta a fine febbraio, Duino Orisina alla BIT di Milano, la vetrina alla Borsa Internazionale del Turismo. 2 buche in Via dei Falchi, scrive Loretta in questa segnalazione, nuovo Guinness mondiale per la fune Flexpack prodotta a Trieste. Come abbiamo visto è marchiata nella Venezia Giulia questa fune. L'iniziativa Film sulla Shoah per la scuola Campi Elisi, ed è un progetto che coinvolge i giovani, una finestra sul cosmo, luci e ombre attorno ad Al-Nitak. Le nebulose riflessioni sono perfettamente ritratte nell'istantanea cosmica. Andiamo a vedere le notizie, in questo caso però lo facciamo dal piccolo nella sua veste isontina. Risse e Schiamazzi in Corso Verdi, il giro di vite della questura, l'epicentro e la galleria dell'ex Cassa di Risparmio. Identificate 1050 persone, in arrivo i primi 5 DASPO, come visto anche nelle immagini, sicurezza e ordine pubblico in queste zone della città. Perazza, lo psicologo, occorre un approccio educativo, dice lo specialista su queste situazioni. È morto l'operaio caduto da una scala nel poligono del 13° reggimento. Roberto Conci si è arreso dopo 2 settimane di ricovero. La famiglia ha dato il consenso all'espianto degli organi. Slalom fra i cantieri, via Manzoni chiusa, introdotto il doppio senso in via Locchi, la manutenzione della rete del gas a Gorizia. Falso allarme, pompieri con l'autoscala sono intervenuti in un condominio. I liceali del Dante a scuola di cinema in collaborazione con la mediateca Casiraghi. Ancora inserti culinari che saltiamo per andare alla mozione contro l'antisemitismo. Scoppia la bagarre in consiglio, il caso, il sindaco fa propria la mozione, non c'è discussione, l'appoggio della slovesca Skupnost, l'opposizione attacca, ci hanno zittito, questa è la democrazia del centrodestra. Queste le immagini del consiglio comunale a Gorizia. I comportamenti intemperante, fuori tema, la solitudine del consigliere Franco Zotti. Minoranza perplessa sull'IRPEF, Roldo, meglio una tassa di scopo, la delibera passa con 23 voti favorevoli e 14 contrari. Quasi all'unanimità invece, via libera, lampo per la Casa Rossa. A Monfalcone, nuovo Sior Anzoletto è sfilata con 12 carri, i 11 gruppi, 7 bande, oltre 1500 figuranti. La presentazione in municipio del programma della Proloco, che a breve riceverà il riconoscimento e le chiavi della città. Vediamo qui proprio le immagini dal grande fratello Francesca Cipriani, la madrina del Carnevale a Monfalcone. La Magnadora apre le porte con la tradizione carnevalesca, in migliaia attesi a Staranzano per il cavalchina di DJ Zippo, sarà il clou di Cherazza de Carneval nel Palatendone di via Gorizia. Ongaro per il dopo Manfrini, provo una grande emozione, ha detto l'attore. Arriviamo da tutto il mondo per ballare a bordo della Sun. Nel cast che sta provando gli spazi di Largo Isonzo anche l'italiano Dante Turco. La lontananza da casa viene compensata da contratti stabili e ben remunerati, afferma. Pala Filiput, prova di incendi, nuova pista del Pala Roller a Ronchi dei Legionari. Addio l'imprenditore Locatelli, anima della tenuta di Angoris a Cormons. Gradisca pulita diventa una lista pro Barletta verso le elezioni comunali a Gradisca. A Romans, trasferito il funzionario d'ufficio anagrafe, ridefinisce dunque i suoi orari. L'obiettivo del comune di Savogna è una selezione primavera della scuola d'infanzia. Un'auto va in fiamme sulla provinciale 8 invece a Sagrado. Questo dei pescherecci l'abbiamo visto anche dall'edizione del Piccolo di Trieste, quindi andiamo direttamente proprio alle colonne del Piccolo, ma andando a guardare lo sport. Summer al campus Tiferemo Trieste
ai giochi, presidente della pallanuoto, la cittadella dello sport, pronta entro maggio, a breve la copertura esterna della Bianchi. Qui l'imprenditore Enrico Sammer con Lucrezia Cergol, asso della pallanuoto Trieste femminile, nonché atleta della nazionale. Ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con tutto ciò che riguarda il dialogo con l'ospite, le telefonate, le mail e altro ancora. Tra poco. Un incontro tra la cooperazione sociale, delle associazioni invece di sex workers in giro per l'Italia, in particolare a Trieste, perché a Trieste è nato il movimento, per raccontare, restituire alla città la ricchezza di un modo di mettere la diversità a valore. Il contesto importa e come. La mera enunciazione del progetto Ombrelle Rosse lascia intendere un ennesimo momento di riflessione, magari troppo paludato. Tutt'altro. Stamani il padiglione M del Parco di San Giovanni è stato intelligentemente scelto quale luogo della presentazione dell'iniziativa, finanziata dalla Regione. Intanto perché vi ha sede la Sartoria Sociale Lister, che ha promosso Ombrelle Rosse di concerto con C01, il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute e la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo, intitolata Franco Basaglia. Poi perché la stessa sede di Lister è un luogo bellissimo e coloratissimo, tutto da scoprire, di modo che ciò che avrebbe potuto essere terribilmente formale si è trasformato in una piccola scoperta. Il punto di partenza per Ombrelle Rosse è proprio l'ombrello rosso, scelto anni fa quale simbolo mondiale delle sex workers, quando alla Biennale di Venezia il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute e l'artista Tadej Podgazar lottavano per diritti e tutele. Abbiamo ripreso questi ombrelli per trasformarli in oggetti della vita quotidiana, quindi mantelline, frisbee, aquiloni, per raccontare di quelle vite che vengono troppo spesso stigmatizzate per le fragilità delle persone, per la precarietà della vita, per il senso di una differenza, e che invece possono restituire grande ricchezza nel momento in cui possiamo parlare di come la vita quotidiana, come gli oggetti della quotidianità. Gli ombrelli, rotti e recuperati, diventano in questo modo un percorso quotidiano di coinvolgimento per aprire possibilità creative, ma anche economiche, alle persone che vivono in contesti vulnerabili. Nel contempo sottolineano la necessità di non dimenticare i diritti negati e le vite invisibili. Ben ritrovati con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale della lista Russo Franco Giorgio Sclip. Buongiorno Sclip. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti. Dunque, pericolosa la ciclabile lungo il marciapiede di Viale D'Annunzio. Questo dice Alessandra Ricchetti nei banchi dell'opposizione in consiglio comunale. Quella che è stata la progettualità di questa ciclabile. Ieri abbiamo visto anche proprio dal piccolo il prima e il dopo di come dovrebbe apparire. Sclip, lei era anche in commissione in in questo progetto, nell'illustrazione di questa ciclabile. Il suo giudizio, il suo pensiero? Certo, sì. Ho partecipato ai lavori della commissione nella quale è stato illustrato il progetto sostanzialmente, perché non c'è stato in quella sede alcun margine per eventualmente apportare delle correzioni. È stato illustrato il progetto, sostanzialmente questa ciclabile ormai verrà appaltata e quindi il progetto è definitivo, cioè esecutivo, e correrà sul lato sinistro di Via D'Annunzio, sul marciapiede, quindi andando in salita verso Piazza Foraggi. E quello che ha un po' scatenato la contrarietà di tutti noi dell'opposizione è stato il fatto che questa ciclabile, la sede ciclabile sarà sul marciapiede. Marciapiede certamente che è ampio, perché si parla di, una volta liberato come verrà fatto dalle automobili, si parla di un marciapiede largo 6 metri, quindi oggettivamente non è un marciapiede da 1,5 metri, da 2 metri, come capita spesso. La sede del marciapiede conterrà sia il percorso pedonale, sia il percorso ciclabile e poi anche una zona dove eventuali attività commerciali potranno mettere 2 tavolini, un dehors, eccetera. Quindi questa è un po' l'idea. Mi sono chiaramente reso conto che questo è frutto di un compromesso, di un grande compromesso tra le esigenze un po' di tutti, no? Di non togliere tanti posteggi, eccetera, eccetera.
Anch'io ho fatto le mie osservazioni, come tutti. Ovviamente l'idea che mi sono fatto è che non siamo ancora pronti per una pista ciclabile vera. Una pista ciclabile, essendo la bicicletta ormai sempre più, noi forse nella nostra città non ce ne accorgiamo molto per le caratteristiche della città, salite, discese, eccetera, no? Un po' complicato, però in altre città basta pensare ai rider, ci portano la pizza e la cena a casa, per loro quello è un mezzo di lavoro, li vediamo correre o cercare di passare in via Cavana, eccetera, no? Non può essere questo percorso misto tra biciclette utilizzate in maniera, voglio dire, professionale quasi, o comunque anche uno che decide di andare a Barcola in bici non passerà mai per quella ciclabile, continuerà a passare sulla strada, perché quella ciclabile è fatta, come ho detto quel giorno, per una famiglia che abita in Piazza Foraggi decidere di andare a prendere il gelato con i figli sulle rive, allora gli mette il caschetto e allora vanno 5 all'ora, 10 all'ora, attenzione le righe, attento che c'è il signore, attento che c'è il cameriere che passa, no? Cioè questo sarà un po'. Lo vediamo, in via Trento è uguale, in via Trento c'è la pista ciclabile, il percorso pedonale, le persone camminano ovunque, non abbiamo questa cultura, diciamo, no, per liberare. Quindi una pista ciclabile che sia sulla sede stradale dà la dignità anche alla bicicletta di mezzo di trasporto, come dire, ordinario. Uno che sceglie di andare a lavorare in bicicletta si compra una bici e vede un vantaggio nell'andare in bicicletta, sia in termini di tempo sia in termini di comodità, mentre questa soluzione, ripeto, pur capendo tutti i compromessi che sono stati fatti, mi sono fatto l'idea che non siamo pronti culturalmente come città, probabilmente per avere, non so, facevo degli esempi, insomma ne parlavamo dopo un po' a margine. L'anno scorso ho fatto una vacanza a Parigi hanno fatto una scelta radicale, cioè in centro città le auto stanno fuori, intere vie sono state convertite, una dove erano 2 corsie, una corsia dedicata a taxi e autobus, l'altra corsia è divisa a metà, pedonale e ciclabile. Fine. Le auto stanno fuori, parliamo di Parigi, in una grande capitale. A Trieste questo sarebbe semplicissimo, diciamo, con un posteggio da una parte e dall'altra del famoso ringhi, insomma, del centro cittadino sarebbe molto facile. Poi capisco tutto, capisco che siamo una città di anziani, di persone che hanno, insomma, anch'io continuo, mi ostino ad andare a lavorare spesso in bicicletta e l'ho fatto per tanti anni e mi rendo conto che dopo quando uno ha una certa età, insomma, non è semplice, non è la cosa più agevole, è anche pericoloso, quindi, insomma, ripeto, questa soluzione mi sembra proprio il frutto di un grande compromesso che però non accoglie, diciamo, i favori di chi normalmente si muove in bicicletta o vorrebbe muoversi in bicicletta. Un altro esempio è stato fatto anche il fatto che se uno va da Piazza Foraggi al centro, a Largo Barriera, diciamo, il percorso è completamente in discesa. Per cui oggettivamente la velocità anche in bici è abbastanza diciamo, importante, ecco, cioè, o meglio, sulla sede stradale la velocità si può tranquillamente prendere una certa velocità. Lungo il marciapiede, con tutti questi, diciamo, ostacoli che ci sono, bisogna praticamente frenare, no? Quindi risulta non essere ottimale. Insomma, ecco, l'ho detto in commissione, secondo me si poteva fare qualcosa di più in quella sede anche di Viale d'Annunzio, dove la sede stradale è molto larga, no? Si poteva forse far sparire una corsia. Però, insomma, dopo ne abbiamo parlato anche a margine con l'assessore, con i tecnici, sono ragionamenti che sono stati fatti in qualche maniera, no? Quindi torno a dire, è un grande compromesso, purtroppo si poteva fare di più, torno a dirlo. Viale d'Annunzio non è abbastanza larga per una ciclabile sulla carreggiata, Trieste non è Berlino, meglio sui marciapiedi, scrive Grazia, per fare un esempio di quello che è certo. La sensazione delle persone, premesso che non abito in zona, ma le persone che abitano in zona dove metteranno le automobili, questo era un altro dei quesiti, perché come diceva Sclip, ora andiamo alla telefonata, si poteva fare nella carreggiata, no? Cioè restringere le corsie e creare una pista, poi il problema è che dopo l'anno non si posteggia più. Ma certo, ma infatti l'ho detto, insomma, no? L'ho detto Cioè, qualcuno deve scontentare. Qualcuno, i residenti della zona si scontentano, è uno che posteggia l'auto lì, non ha dove posteggiare, bisognerebbe pensare a costruire almeno un posteggio, un'altra zona alternativa, quindi... Ecco. Sonia chiede, pista ciclabile in Viale d'Annunzio, piccola domanda, quanti posteggi si toglieranno? Dice toglierete, ma insomma toglierete... Ma è stato detto... Come ente pubblico, diciamo. Io sinceramente non ho fatto il conto perché non ho visto fisicamente il progetto, l'ho visto soltanto illustrato in aula
è stato detto soltanto 4 posti auto, perché le auto verranno messe non più, diciamo, non a pettine, ma insomma perpendicolari alla strada, ma parallele alla strada. Così, a occhio mi sembra un po' poco, perché direi 4 auto ogni 50 metri, ecco, mi verrebbe da dire. È stato detto 4, sinceramente non ho verificato. Comunque qualche posto auto sicuramente dovrà essere sacrificato. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buona giornata al conduttore e all'ospite. Si parla moltissimo di queste piste ciclabili a Trieste e il problema che investe la popolazione anche da un punto di vista economico. La mia domanda è molto semplice. Qual è la percentuale della popolazione triestina che usa correntemente la bicicletta? Io stimo che non dovrebbero essere più di 2000, ma saranno molti di meno, quindi meno dell'1% della popolazione. Che senso ha investire tutta la popolazione da un punto di vista tecnico, economico e sociale su un problema che riguarda solo qualche percentuale di tutta la popolazione? Buona giornata. Grazie. Serviva proprio che mi si scaricasse la penna proprio in questo momento, ma vabbè. Ok, rispondiamo pure al telespettatore. Sì, ma questo in qualche modo l'ho già detto, no? La pista ciclabile, realizzare una pista ciclabile decente dovrebbe servire anche ad invogliare le persone, probabilmente, no? Per quanto possibile ad utilizzare una bicicletta. Altrimenti succede come a un mio collega che ha acquistato una bici armato delle più buone volontà per venire al lavoro, e dopo qualche mese è stato investito da un'auto. È chiaro che quella bicicletta, io spero di no, però è chiaro che quella bicicletta farà fatica ad uscire poi dal garage e mettersi in strada, perché uno ha preso paura, ha capito che la strada è pericolosa, eccetera. Quindi è tutto è come un cane che si morde la coda. Se non ci sono le piste ciclabili, le persone non vengono invogliate ad andare in bicicletta. Poi dopodiché c'è un limite oggettivo, certo che insomma sopra 70 anni la percentuale di persone che si muoveranno in bici sarà certamente ridotta, insomma, non è detto, per l'amor del cielo, però insomma, per vari motivi è un limite fisiologico, però dal mio punto di vista bisogna provarci e provare a fare le cose bene. Questo è un primo tentativo, insomma, stiamo qui a discutere su una pista ciclabile che non è fatta come vorremmo, però insomma stiamo discutendo di una pista ciclabile nuova nella città. Altre mail, perché non mettono i timer sui semafori come in Slovenia? Sono una cosa molto utile, grazie, chiede un telespettatore. Un altro chiede, in via Costalunga bastava portare gli stalli verso il marciapiede vicino al muro del cimitero senza fare tutta quella segnaletica, incrocio via Costalunga, via della Pace. Famoso, sì. Famoso. Perché il consigliere Sclip non ci parla delle baruffe dell'opposizione? Famulari Pucci dell'altro giorno in consiglio comunale? C'è stato un po' di tensione. Insomma, so che non è il suo partito, però no, non è il mio partito. La coalizione è quella, diciamo. Certo, ma insomma ci sono situazioni che possono succedere, ma insomma sono cose, dettagli, insomma, cose sicuramente di cui non vale la pena né che ne parlo io in questa sede, ma nemmeno neanche che diventano pubbliche, insomma, ecco, sono normale dialogo all'interno di una coalizione. Si registra però comunque l'ennesimo rinvio di seduta per diciamo, l'uscita anche in questo caso dell'opposizione. C'è mancato dialogo fondamentalmente in aula. Esatto. Sì, esattamente. Lunedì abbiamo preso questa decisione, insomma, di comune accordo, senza pensarci neanche poi più che tanto. È stata una scelta immediata e condivisa da tutti. E il fatto, insomma, chi legge, segue Tele 4, legge il giornale, insomma, lo sa, comunque forse vale la pena dire cosa è successo. Si votavano lunedì numerosi, circa 65, mi sembra, erano ordini del giorno, che sarebbe un po', insomma, hanno la valenza che hanno, no? Nel senso che... L'ha detto anche il sindaco. L'ha detto anche il sindaco, ha un po' minimizzato, forse un po' troppo, ma insomma la sostanza è questa, no? Cioè tutto quello che rimane fuori dall'approvazione del bilancio, dagli emendamenti, eccetera, quindi che trovano un finanziamento eventualmente, vengono convertiti durante quella stessa seduta in ordini del giorno, che equivale a dire una raccomandazione, che poi vengono votati durante il Consiglio. Ecco, quindi non hanno sinceramente granché valore, un valore simbolico comunque, insomma, importante. Più che simbolico, insomma, è una scelta di indirizzo in qualche maniera. Sì. Quindi siamo andati a discutere e a votare questi ordini del giorno. Uno dei primi, 2 per la verità quasi consecutivi, erano relegati al sostegno in generale dell'amministrazione comunale
alle tematiche rispetto alla violenza di genere, sì, sostanzialmente, sì. quindi sostegno, aiuto, prevenzione rispetto a queste tematiche, di cui insomma purtroppo continuiamo a vedere fatti che succedono anche a livello nazionale, e il fatto successo nella nostra regione, insomma, di Giulia Cecchettin ha scosso tutti quanti noi. Abbiamo sentito belle parole da parte di tutti in maniera trasversale, vorrei ben vedere, insomma, di tutti i leader politici, di tutte le personalità pubbliche, e poi ci siamo trovati in aula a dover votare un ordine del giorno, che vuol dire appunto poca cosa, se vogliamo, all'atto pratico, e anche in questo caso, come anche in altri, nonostante gli appelli nostri di tutta l'opposizione, anche rispetto a questo caso la maggioranza ha preferito mantenere la linea di non dialogo, votando compattamente contro, rispetto che un'apertura, come tutti ci saremmo aspettati, di un voto unanime. E questo, insomma, abbiamo chiesto una sospensione dei lavori e abbiamo valutato che era troppo, perché è troppo facile parlare, dire belle cose quando, no, appunto, sì, in certe occasioni, e dopo, come dire, si parla bene e si razzola male, no? Questo è un po', anche perché questo non comportava, ripeto, finanziamenti, non comportava niente, insomma, quindi era un voto dovuto direi, così abbiamo pensato, e quindi abbiamo deciso di sospendere i lavori. La prima volta, questo per scelta nostra, nel senso che le volte precedenti che sono stati, mancava il numero legale da parte della maggioranza. Quindi, però insomma, ecco, viene in qualche modo puntato il dito anche contro l'opposizione, che mancava sì il numero della maggioranza, però sì, voi uscendo avete, come dire, fatto saltare la seduta un po' di proposito, no? Sì, certo, ma l'abbiamo fatto certamente di proposito, però questo avviene molto spesso anche durante le commissioni, di cui parlavamo prima, in cui abbiamo ad esempio analizzato il progetto della pista ciclabile, sì, dove, non dico spesso, ma insomma capita frequentemente che il numero legale delle commissioni viene mantenuto grazie alle presenze dell'opposizione. Okay? Quindi in commissione comunque siamo sempre, come dire, collaborativi e non facciamo saltare queste commissioni, però è capitato spesso. Ecco. Quindi lei dice, è poco serio che loro siano sempre risicati come numero. Certo, è poco serio, Capito. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Prego. Grazie, ma ascoltavo la trasmissione, sono pienamente d'accordo con quello che dice il dottore. Ci vogliono, guardate, io vado in bici da anni e mi dicono brava Cristina, e vedo che sempre più le persone vanno in bici, ma oltretutto cerco di essere molto veloce nel parlare. Voglio dire che comunque non inquina, ci sono i soldi, facciamo. Io ho una figlia che abita a Trieste, e se io voglio venire in bici a Muda, che è un bellissimo posto, io ho girato abbastanza a Trieste, ma ben venga queste piste ciclabili. Io spero, ripeto, non inquina. Anzi, le domeniche togliamo le auto e facciamo sì che si gira in bici. Non ci vuole tanto a capire, soprattutto per l'inquinamento, questo è il fatto. Ok. Grazie. Grazie. Beh, testimonianza di chi intende utilizzare la bici e sì, le piste. Esattamente, sì, anche il discorso delle domeniche ecologiche, insomma, in qualche modo sono strumenti, no, in giornate in cui non c'è grande traffico, non c'è il traffico della giornata di lavoro, sono certamente degli strumenti per far sperimentare un po' a tutti, in questo caso, del fatto che in città, o almeno in alcune zone della città, ci si può anche muovere certamente in bicicletta, ecco, creando vantaggi a tutti. A tutti. Ho mail, buongiorno, qualcuno sa qualcosa del tram di Opicina, che sicuramente va a 30 km/h e toglie macchine dalla strada, grazie Paolo. Tram, lei che è di Opicina, fra l'altro il tram lo vede ogni giorno, immagino. Lo vedo ogni giorno, a Piazzale Montereo, a Piazza Scorcola. Posteggiato assieme anche alle rincalzatrici famose, che io mi chiedo sinceramente cosa facciano ancora lì, cioè sono come a dire il segnale che ancora qualcosa non va, no? Perché insomma, altrimenti avrebbero già preso altre strade. Ma purtroppo sul tram c'è un silenzio, vorrei dire, assordante, importante sì, dal punto di vista dell'amministrazione
dell'amministrazione comunale. Ormai che dura da troppo tempo, insomma, lo sappiamo e l'abbiamo ripetuto tante volte. Fra un po' il compleanno del sindaco. Domani. Domani, ecco, esatto. Domani. Ieri farete la torta? Ma ci stiamo pensando. Devo chiederglielo al suo adesso, capogruppo? sì. No, certo. Lo vedo molto più pasticcere come indole, no? No, ma ci stiamo pensando, insomma. Adesso oggi decidiamo, poi eventualmente lo inviteremo, insomma, in maniera sempre goliardica e scherzosa come abbiamo fatto gli altri anni. Lui già 3 anni fa ha detto, forse anche qui era, non lo so, insomma, una trasmissione, ha detto: annuncio che per il mio compleanno ripartirà il tram. Credo erano 3 anni fa, no? Dopo evidentemente non ha mai precisato l'anno, questa è una ironia così, però certamente il discorso è molto abbiamo fatto anche questa, è stata fatta da quella presidenza di Pasino, no? Di Punto Franco, la trasparenza proprio sul tram, e purtroppo abbiamo assistito ad un fatto indecoroso, cioè l'assessore competente non è nemmeno intervenuta in aula per dare le risposte, che non erano risposte a noi evidentemente, ma erano risposte, come nel caso della mail che abbiamo visto adesso, risposte che tutti i cittadini vogliono, insomma, banalmente, quando ripartirà il tram. Allora, abbiamo altre mail, ma anche una telefonata che sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei, sugli ospiti, sono Gino. Prego. Sul discorso della bici, no? Sì. E della sicurezza stradale. Allora, adesso il Comune ha creato queste piste ciclabili per dare più sicurezza a chi usa la bici. Però si vedono biciclette che continuano a usare la strada pur avendo a disposizione la pista ciclabile. Sì. Quindi a mio avviso bisognerebbe dire che chi non usa la pista ciclabile ma va in strada dovrebbe essere in multa, perché non segue quelle che sono le direttive imposte dal Comune. Poi volevo riproporre il discorso della sicurezza negli attraversamenti stradali. Davanti alle strisce pedonali ci dovrebbero essere 2 o 3 stagli di moto in modo da rendere visibile chi sta attraversando la strada, mentre invece ci sono addirittura bidoni della spazzatura e posteggi anche di furgoni eccetera, che rendono la visibilità molto scarsa, e quindi molti incidenti infatti sono accaduti sulle strisce pedonali. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. E questo è regolato dal codice della strada, articolo 182, che disciplina proprio il transito dei mezzi a 2 ruote come le bici sulle apposite piste ciclabili quando presenti, anziché sulla strada, se queste sono esclusive ai ciclisti. Se sono promiscue fra ciclisti e pedoni, possono andare in strada. È quello che dicevamo all'inizio, no? Anche questa ciclabile di cui si è parlato all'inizio è una ciclabile dove c'è appunto passaggio pedonale e anche percorso in bicicletta, quindi in qualche maniera anche dal codice della strada autorizza i ciclisti ad andare sulla sede stradale. Ma il problema è un po' un problema, come dire, un difetto originario, no? Originale. La bicicletta è un mezzo di trasporto, deve viaggiare sulla sede stradale, come viaggiano i motorini, ok? Altrimenti ci sarà sempre questo problema. Ripeto, mi sono fatto l'idea che non siamo pronti, però l'idea è questa, insomma, e del resto è anche, no? Adesso sì, io non riesco a leggere bene lì. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le modalità dicono proprio che però la pista deve essere esclusiva. A percorrenza ciclabile. Se è mista fra ciclisti e pedoni, si può utilizzare, diciamo, la carreggiata stradale. Ma infatti dopo è quello che avviene, come dire, voglio dire, col buon senso quasi, cioè la naturalezza delle cose porta a questo. Chi usa la bicicletta, ripeto, non per andare col bambino a prendere il gelato, insomma, no? Esatto. È un po' così, una pista ciclabile disegnata, però nei fatti no. Mentre sul secondo punto, quello degli attraversamenti pedonali, concordo assolutamente, ci sono varie soluzioni che penso tutti quanti un po' abbiamo visto in altre città, applicate in altre città, anche in altre nazioni,
per rendere più visibile la persona che si appresta ad attraversare la strada sulle strisce. Quindi ad esempio anche un allargamento del marciapiede, no? Che permetta di restringere la sede stradale e di essere visibile agli automobilisti, oppure la soluzione che diceva la persona che ha telefonato è quella di appunto togliere qualche posto auto, insomma, immediatamente nei pressi della sede stradale. Questo certamente è un problema e chi guida penso lo percepisca molto bene in molte situazioni, quindi certamente è un qualcosa che dovrebbe andare migliorato, ma con metodo, cioè quasi in tutti gli attraversamenti. Mail, tra piste ciclabili, automobili, moto e scooter, la gente dove camminerà? Si parla di tanti mezzi, tranne che delle persone che passano per i marciapiedi. Ma guarda, io ho fatto un esempio l'altro giorno in commissione, ho detto semplicemente questo perché un po' forse ci riporta alla realtà delle cose. Io ho detto in commissione dovremmo avere, dico tutti, no? Perché appunto poi mi rendo conto delle difficoltà, bisognerebbe avere più coraggio da questo punto di vista rispetto alle piste ciclabili. Come di coraggio ne ebbe l'aggiunta Illy quando varò le zone pedonali, quando ebbe coraggio di chiudere al traffico via San Nicolò ad esempio, no? Poi successivamente Piazza Borsa e poi successivamente molte altre. Io ero insomma molto più giovane, però mi ricordo le levate di scudi anche dei commercianti, no? Dove metteremo le auto, dove posteggeremo, se non si può arrivare con l'auto davanti al negozio non varrà più nessuno in questa via. Bene, a distanza di 20-25 anni, no? Il tempo circa più di 20 anni sono passati, oggi abbiamo commercianti che chiedono di chiudere il traffico alcune vie, l'ultima mi ricordo era via Imbriani, così a memoria in ordine cronologico. Quindi si è capito che la direzione che era stata anche ampiamente contestata all'inizio in realtà è quella giusta. Ecco, la stessa cosa dovrebbe venire applicata per le piste ciclabili. È chiaro che se si realizza, come dire, una cosa che non soddisfa pieno i requisiti, già viene giudicata non utilizzabile da chi eventualmente utilizzerebbe la bici, da chi già gira in bici, è poca cosa. In questo senso bisognerebbe avere più coraggio e realizzare piste ciclabili come devono venire fatte sulla sede stradale, togliendo spazio alle macchine, non ai pedoni, su questo concordo. E dopo è faticoso, perché la gente non ha posteggi, deve andare a posteggiare più lontano, e forse aumenterà, l'idea è che aumenta il traffico se tolgo una carreggiata, però probabilmente se decine e decine di persone iniziano ad utilizzare la bicicletta, in realtà il traffico si riduce, no? Quindi sono scelte, ripeto, coraggiose. Oggi forse ci possiamo permettere di non farle appieno, probabilmente invece altre città che hanno fatto scelte più radicali hanno già capito che questa è la direzione, che è obbligatoria e da fare, ci arriveremo anche noi con il tempo. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione con Giorgio Sclip della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale. Telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e al consigliere comunale. Prego. Ivea. Allora, ieri ho detto di quel problema all'angolo con via Fabio Severo e via Coroneo. Ieri pomeriggio mi è successa la stessa cosa. C'era un carro attrezzi con la macchina sopra che bloccava completamente tutta la carreggiata, anche perché non sapevano dove scaricare la macchina, perché ormai era tutto pieno, in secondo, dietro, in via Coroneo e dappertutto. La risposta che ha dato ieri Paladin non l'ho capita. Guardi, neanche io in realtà. Devo essere onesto, non l'ho capita neanche io e poi non l'ho più intercettato, però... Eccolo, perché non so se era Nivea che blocca il tutto quando chiede qualcosa o se c'erano delle altre cose importanti e che non si potevano dire per la televisione. Questo non l'ho capito. No, io ho inteso, signora, io ho inteso che è come se diciamo della cosa si fosse già interessato ed è in itinere forse un dialogo, sì, non lo so. Ultimamente, mi pare di aver capito che aveva a mente la questione, tutto qua. Ho capito, perché ultimamente c'era parecchi anni fa,
quando è stato messo a capo della polizia Milocchi, mi ricordo che era appena entrato, mi ricordo che c'era il sindaco con Milocchi ed altri ed erano lì probabilmente per organizzare quel tipo di rotonda, che non è una rotonda proprio, ma insomma è un passaggio pedonale protetto, no? Ecco. E hanno fatto un carico e scarico lì vicino, che di carico e scarico non ha niente, perché ci sono sempre macchine parcheggiate, per cui non so quale sia il problema. Siccome soffro un po' così mi sento in minoranza, non vorrei che il mio intervento avesse dato fastidio a qualcuno. Non so dirglielo, ma non credo. Ci siano cose sotto che non si possono dire. Grazie Gullotta, e mi scusi tanto, però questo sfogo dovevo farlo. Prego signora, non si preoccupi, faremo le valutazioni del caso. Probabilmente il collega aveva detto ha un po' glissato perché ha a mente la situazione e forse c'è un dialogo in corso con qualcuno, oppure una segnalazione già inoltrata, oppure proprio dalla polizia locale ci hanno detto di prendere tempo perché forse si cambierà qualcosa in zona. Non lo so, mi pareva di aver capito che il collega avesse più informazioni, poi non l'ho incrociato perché avevamo consegne diverse ieri da portare a termine, ma ci torneremo, non si preoccupi. Nel frattempo altre mail restano sui temi ciclabili, Sclip, perché è qualcosa di molto sentito. Trieste anni fa aveva i tram per tutta Trieste fino a San Giacomo, San Giovanni, avevano le corsie preferenziali, e fare le ciclabili così, cioè creare delle corsie preferenziali. Buon lavoro, scrive un telespettatore. Perché perdere tempo ed energie per contestare questa ciclabile? A Trieste ci sono 101 altre cose da contestare. Troppi supermercati, molti marciapiedi occupati dai Deors, poco verde, poche panchine, niente bagni pubblici ad esempio, scrive Renata, quindi vede altre priorità. Ah beh certo, questa l'abbiamo detto anche, insomma, questa è una delle direttrici su cui lavorare per migliorare la nostra città, la mobilità sostenibile come ad esempio anche realizzare piste ciclabili perché le persone possono andare in bicicletta è una delle direttrici. Certamente il fatto di lasciare l'automobile posteggiata a casa o addirittura nemmeno averla, no? Come avviene ormai in alcune città, insomma, dove tutto funziona molto bene, il trasporto pubblico è molto molto presente, anche con incentivazioni anche economiche, no? Da questo punto di vista sono altre direttrici. La notizia che nel Porto Vecchio non potrà esserci l'Eurovia ma dovrà esserci un tram, questa è una buona notizia, insomma, da questo punto di vista, no? La butto là così, insomma, però la butto là così, mi è venuta in mente, ecco. No dai, a parte tutto, ma sono assolutamente d'accordo, avevamo i tram, io ero piccolo, voglio dire, quindi non li ho neanche visti, a parte il tram di Opcina, se non dai racconti, dal museo ferroviario, ecco, e dai video, però certamente è quello che osserviamo oggi nelle principali città europee. Cioè oggi da 10-15 anni in tutte le principali città europee stanno sostituendo le corsie per le automobili con corsie dedicate ai tram, che sappiamo hanno dei vantaggi e dei benefici enormi, inquinano meno la città, vabbè questo lo fanno anche magari i bus elettrici oggi, e certamente hanno il grandissimo vantaggio, avendo la corsia, insomma il binario dedicato, di avere tempi certi di percorrenza, no? Cambia molto, è stesso discorso delle piste ciclabili però, cambia molto nel pensare che uno da Piazza Foraggi debba arrivare, che ne so, a Barcoglia e possa farlo su una pista ciclabile dedicata, uno sa che ci sta 10 minuti, entra nella pista ciclabile e sa che 10 minuti arriva, diciamo. Se deve andare nel traffico sa di rischiare, sa che i tempi non sono poi così certi. Lo stesso discorso vale per il tram, a differenza ad esempio di un autobus o ancora peggio dell'automobile. Se io mi metto in automobile in Piazza Foraggi e devo arrivare a Barcoglia, so che ci sarà del traffico, so che ci sarà il camion delle immondizie, so che ci sarà uno a cui l'auto non funziona più e ci sarà una fila, e quindi potrei essere che nella mia testa sto 10 minuti, in realtà ci sto mezz'ora, mentre il tram ha questo grandissimo vantaggio che il tempo di percorrenza è certo. 10 minuti arrivo, e quindi è un incentivo a lasciare a casa il mezzo privato. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, mi sono uno che va in bicicletta
E mi vedo che a Trieste è una città dove è impossibile, secondo me, fare le piste ciclabili dove che si potessi utilizzarle per andare in giro per tutta la città. Abbiamo il borgo teresiano che non è tutto pedonale e non si può andare. Abbiamo tutte le salite, quindi noi possiamo andare da Barcola a tutte le rive fino a Sottoservola e basta, perché dopo abbiamo le gallerie che non si può andare in bicicletta e non si può fare le ciclabili. Abbiamo le strade strette, strettissime, che non è neanche possibile fare i marciapiedi per i pedoni. Se si vuole tirare via parte della sede stradale per fare una ciclabile, non si può andare in macchina. Quindi noi abbiamo una città piena dei colli, delle salite, strade strette, strada vecchia, che non è fatta come Udine o come Padova o come altre città della pianura. Quindi la gente se impinisce la bocca di queste ciclabili, ma è impossibile, in via Dalviano l'ha fatta per finta, no? Perché la cammina sul marciapiede, a Barcola è una ciclabile finta, non è una ciclabile, perché la cammina dal lato monte, diciamo, no? Quindi se vuoi farla fuori, come che si dice, no, non lo dico, ma proprio per far vedere che si vuole fare la città verde, no? Il green, famoso green, no? Quindi la ciclabile a Trieste non si può fare, se non per alcuni tratti. Ecco, secondo me, va bene. Dopo. Grazie. Arrivederci. Grazie. È d'accordo? Ma è quello un po' che dicevamo prima durante le pubblicità, no? Ne parlavamo un attimino. Non è che bisogna per forza realizzare le piste ciclabili in tutta Trieste, questo sarebbe impossibile, sono d'accordo anch'io. Infatti esiste un piano, che era appunto nel piano di mobilità sostenibile, un'idea progettuale di realizzare delle direttrici. Sono state scelte delle direttrici dove pensare poi di realizzare le piste ciclabili. Queste direttrici sono le rive, ok? Le rive si intende appunto da tutte le rive, da Sant'Andrea e oltre, anche se la pista è davvero pessima, lì in quella zona oggi le rive qualcosa è stato fatto. E questa stessa pista poi deve continuare fino a Barcola, no? Adesso insomma ci auguriamo tutti molto presto riaprirà la famosa bretella da largo Città di Santos insomma, al centro congressi, e lì ci sarà questa pista ciclabile che continua in via Teorica, insomma in collegamento con la ciclabile sulle rive. Quindi questa è una prima direttrice. La seconda direttrice è quella che dovrebbe andare, diciamo così, lungo la zona viale, per capirsi, via Giulia, via Battisti, fino a San Giovanni, se non sbaglio. E l'altra direttrice è quella di cui stiamo parlando, quella che sale lungo Via d'Annunzio, attraversa la galleria, ahimè, non è il massimo della salute, nemmeno della comodità attraversare la galleria di Piazza Foraggi, per poi riunirsi a quella di cui stiamo parlando adesso, delle rive, e andare insomma lungo via Flavia, eccetera, diciamo, per andare in Slovenia, per agganciarsi alla Parenzana. Perché ricordiamo che tutti questi progetti sono fatti per la città, però si inseriscono in progetti anche più ampi, più ampi della mobilità sostenibile. Ad esempio sappiamo che Trieste purtroppo è un po' la pecora nera dal punto di vista, cioè esistono piste ciclabili, appena passato il confine con la Slovenia, esistono piste ciclabili che dall'Austria, per non dire dalla Germania, arrivano fino a Grado. Poi da Grado si arriva a Monfalcone, il problema è Monfalcone confine con la Slovenia, no? Oggettivamente c'è una città in mezzo, quindi non tutto è semplice, però ci sono grandi finanziamenti in realtà per realizzare anche questi passaggi. Certo. No? Ricordiamoci che il turismo, cioè la bicicletta, porta a Trieste anche numerosi turisti, e non pensiamo che i turisti che arrivano a Trieste o che passano nella nostra città, che magari si fermano anche a dormire, siano turisti di serie B, che siano quelli che, come farei io, che si fermano con la bici a mangiare il panino di mortadella, no? Cioè sulle rive seduti sul molio. Ma penso tutti quanti ne abbiamo visto, decine anche di turisti che tranquillamente con tutto a noleggio, bici
hanno il furgoncino che li porta davanti, vanno a dormire anche all'hotel, dico, il Duca Stellato, sì. all'hotel stellato, sì, insomma, quindi sono persone che non hanno alcun tipo di problema economico, che scelgono di passare, di arrivare dall'Austria, dalla Germania, di passare a Grado, Trieste, andare fino a Parenzo, per dire, lasciando nei posti dove si fermano anche molti soldi, perché dopo vanno fuori a cena, vanno in albergo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non trascurerei questo tipo di ricaduta secondaria, chiamiamola, sulla città. Basta vedere chi un po' frequenta le piste ciclabili, si muove, cosa sta succedendo già da molti anni ormai, da quando hanno ristrutturato la pista ciclabile nella zona Tarvisio, eccetera, no? Tutti i paesi che erano morti, tagliati fuori dall'autostrada e anche dalla ferrovia, che ormai insomma in quella zona non ha più grande traffico, il tutto è stato trasformato in pista ciclabile e questi paesi sono rinati letteralmente, no? Ecco, potenzialmente tutte queste persone possono passare anche nella nostra città, contribuendo un po' a, diciamo così, a sostenere la necessità, a sostenere noi triestini, che forse non abbiamo tutti tanta fiducia nella bicicletta, sul fatto che ci si può muovere anche in bici. Una mail dice: troppi furti, mi devo portare la bici in ufficio, questo è un altro problema, segnala il telespettatore. Sentiamo chi è in linea al telefono, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno al suo ospite. Prego. Buongiorno. Io volevo parlare del tram un attimo. Trieste c'è il comune, avete un tecnico, un vero ingegnere avete, lo sapete? Che si chiama Martini. Martini dice che non si chiama tram, ma si chiama treno. E vi ricordate quando aveva fatto l'intervista? Diceva che non c'è il tram, è un treno. Ma penso che adesso metterete un treno anche in città. Va bene? Sì. E poi un'altra cosa, ascoltate una cosa. Io ho una figlia che vive in Australia da 8 anni. E quando è stata qui l'anno scorso, agosto, perché lei ha studiato a Trieste e altre cose, dice: papà, andiamo a fare un giro col tram, che eravamo in piazza Obredam. E gli ho detto: Laura, guarda che il tram purtroppo sono 6 anni che è fermo. Come è fermo per 6 anni? Ma sarà la burocrazia o qualcosa, non so come mai. E si è messa a ridere mia figlia. Sa cosa mi ha detto, Rulotta? Papà, in Australia, a Melbourne, in 6 anni, 7 anni fanno su 2 grattacieli da 70 piani. Tanto per dire la burocrazia qui com'è. E quindi dice: papà, mi sembra una cosa strana perché il tram, io penso che sia una cosa molto bella anch'io. Io vivo vicino, quando scendevo giù prendevo sempre il tram ed è molto bello, anche turistico. E poi c'è una cosa molto importante. Io ho vissuto anche a Bergamo, a Città Alta, da Città Bassa a Città Alta c'è la funicolare che porta su questo trenino ed è molto bello, anche carino, anche per i turisti. E poi i turisti pagano un biglietto diverso dal residente. Vi auguro una buona giornata e spero di avere una risposta. Grazie. Grazie. Sclip? Grazie. Grazie. Il tram aveva già detto prima. Ma sì, insomma, io assolutamente condivido, abito anch'io da quelle parti, era il mio mezzo preferito per scendere in città, pur con il tempo che è certamente superiore rispetto al percorso delle automobili, eccetera, proprio per quello che ha detto il telespettatore, insomma, la calma, il panorama e anche il clima particolare. Ma basta dire che i turisti cercano il tram quando vengono a Trieste, no? Ormai l'abbiamo detto in varie occasioni, basta fare un giro su TripAdvisor, che ormai tutti quanti un po' utilizziamo per vedere un po' le recensioni dei luoghi, dei monumenti, dei luoghi anche dove andare a mangiare, ad esempio. Quando visitiamo un'altra città il tram è un po' in cima, sia come giudizi, sia come desideri da parte di tutti i turisti che vengono a visitare la nostra città. Ecco, quindi questo è veramente inconcepibile che un impianto di questo tipo rimanga chiuso da tanti anni. Tra l'altro, l'abbiamo detto tante volte, anche se mi auguro, ci auguriamo tutti, il tram dovesse ripartire anche magari rapidamente, cosa che sinceramente purtroppo non credo, si fermerà in piazza Scorcolia, perché nonostante 6-7 anni quasi di blocco, il Comune non ha provveduto, o meglio sta provvedendo in questi giorni,
a una gara per appena mettere a posto i binari, togliere degli scambi tra Piazza Scorcola e Piazza Oberdan, quindi anche qualora dovesse ripartire purtroppo non lo vedremo arrivare in Piazza Oberdan, quindi voglio dire è lontano dalla zona dove i turisti girano, no? Dovranno andare a cercarlo come una caccia al tesoro. Allora, leggo velocemente un po' di mail, che ce ne sono molte. Nelle città pianeggianti del centro e nord Italia, così come in Germania, Belgio, eccetera, l'uso della bici è comune da oltre 80 anni. Per Trieste le uniche aree disponibili sono quelle trafficate e pericolose, quindi non propaganderei tanto l'uso della bici tra macchine, moto e pedoni, che non accetteranno mai la prepotenza del ciclista. È l'opinione di Enrico. Altra mail, la ciclabile sulle rive è quasi inutilizzata, i ciclisti preferiscono stare tra i veicoli, sarebbe giusto sanzionarli. Altra mail, l'opposizione a Trieste è un libro di barzellette, non seppola anche quest'anno, pronti a vincere il carnevale di Muggia. Buona giornata. Sonia scrive, a Barcola le bici possono andare sul marciapiedi, quando si va a passeggiare bisogna stare sempre attenti e lì c'è una bella pista ciclabile. A Barcola bisogna andare lato monte, non a lato mare, molto semplice. O in strada. O in strada, esattamente, perché il discorso è sempre quello, la pista ciclabile è fatta sul marciapiede e risulta pericolosa per entrambi. Buongiorno, ma chi deve portare i figli in asilo o a scuola dovrà usare il tandem, bisogna capire che a Trieste non c'è la cultura della bici per andare in città, la cultura comincia da Monfalcone in poi, secondo Mauro. Città 30, Bologna dopo 2 settimane meno 21% di incidenti, meno danni, meno feriti, meno morti, nessuno parla di sconto sulle tariffe assicurative, cambiando i rischi e i risarcimenti. Ecco che la perdita di tempo sarebbe compensata e meno polemiche anche forse, ci dicono da casa. I ciclisti dovrebbero rispettare il codice della strada come tutti, invece troppi e troppo spesso fanno quello che vogliono, non rispettando i semafori rossi, attraversando le strisce, pedalando, eccetera. Poi ci sono altre mail su questa, vediamo, è il baruffe, è il titolo è il nuovo modo di far politica lasciando l'aula invece di puntini puntini. Nel consiglio della seconda circoscrizione dove Lista Russo e PD formano la maggioranza, dopo una vergognosa lite con parolacce e brutte espressioni, la Lista Russo e i componenti del PD hanno lasciato l'aula e non è la prima volta. Non so cosa è accaduto nella seconda circoscrizione. Sentiamo cosa ci dicono da casa, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Luisa. Ci dica. Allora, mi volevo avvisare le persone che quando riceve strani messaggi sul cellulare, sì. Ecco, volevo avvisare le persone, se ricevi strani messaggi sul cellulare, di stare attenti, perché ho ricevuto un messaggio strano che per dare il permesso di 1.500 euro di una banca, di andare, cosa sommi nel link, cosa sommi. Allora cosa ho fatto? Dico, sono della polizia che abita qua vicino a me, sono della polizia e ho detto, mi scusi se disturbo, sono una persona anziana, di queste cose mi fa paura, e il poliziotto gentile che ho mostrato il messaggio, gli ha detto, signora, cancelli, questa è una truffa. Brava signora, perché mi sono anzianotta, e allora sono corsa subito. Allora devo dire a tutti di stare attenti, di cancellare, o cancellare subito o andare dove che bisogna andare. Grazie mille. Grazie, fatto bene, ed è un giusto consiglio da divulgare, assolutamente. Quando avete dubbi chiamate le forze dell'ordine. Buongiorno e grazie. Piccola polemica, il vostro ospite sembra non si renda conto che la nostra città ha un'età media piuttosto alta. Quanti potrebbero essere quelli che lascerebbero l'auto per la bici e quante persone vivono in collina? Io credo che le ciclabili siano necessarie per costringere gli indisciplinati ciclisti a essere più educati, ma senza aumentare i disagi per tutti. Siamo sempre, diciamo, nel conto delle opinioni. Buongiorno, dopo i proclami sulla sistemazione di via Romagna, tratto Cantù Severo, non è stato fatto nulla tranne un piccolo tratto, le buche sono pericolose, questa è una segnalazione che portiamo avanti da tempo. Tram a Trieste, chiedere ad Avarino il parere sul tram a Padova, molto spesso dice che crea difficoltà. Ancora, la gente è stufa di macchine, moto e scooter parcheggiati male sui marciapiedi, sulle aiuole, sulle strisce pedonali, sugli scivoli dei marciapiedi, sulle soste per carico-scarico, sugli spazi per i disabili, sui passi carrai, sulle piste ciclabili, a quando regole più severe, manca solo in mezzo al mare le macchine, da quello che descrive il telespettatore. No, certo c'è una maleducazione in molti casi diffusa, però anche un po' esasperata dal fatto che ci sono troppi mezzi, auto, motorini e pochi posteggi, no, nelle nostre città, per vari motivi, insomma, mettiamo pure anche il fatto che ormai
perennemente quasi le rive, i posteggi sulle rive sono bloccati, sono resi impossibili dall'arrivo delle navi crociere, quindi questo ha delle ricadute un po' anche in molte altre zone. Di quello di cui stiamo parlando, tram, piste ciclabili o comunque miglioramento ancora del mezzo pubblico va in questa direzione, cercare di convincere le persone di muoversi col mezzo. Le faccio vedere, Sclip, una foto che ci ha inviato un telespettatore via mail che fa più sorridere che altro, nel senso che si tratta di una bici che si è allargata al posto e la mail era praticamente un punto di domanda con la foto e lo stesso punto di domanda, guardi, dico al telespettatore o alla telespettatrice, non so, che ci ha mandato, ce l'ho anch'io in testa in questo momento, tipo i fumetti. Ok, vabbè, una bici, la posteggiata regolare, come dire. La posteggiata regolare, forse è divieto legarla sui pali e metterla. Vabbè. Poi però insomma stia attento se non gliela portino via. Sentiamo l'ultima telefonata in compagnia di Giorgio Sclip perché il tempo stringe. Buongiorno. Buongiorno dottor Gulotta, lei è il suo ospite. Prego. Volevo dire solo una cosa, è un'ora che state parlando solo di piste ciclabili. Per questo in Italia non va avanti niente, perché sinceramente allora dobbiamo incominciare a mettere le targhe alle bici elettriche, perché superano i 30 km/h, cosa che viene vietata in tante città d'Italia di superare i 30 km, l'assicurazione, il caschetto, ma per l'amor di Dio guardate le cose più importanti e non le piste ciclabili, perché chi vuole andare in bicicletta rispetta da solo dove deve correre, perché fra l'altro tutti i ciclisti corrono in mezzo al traffico, lasciando completamente allo sbando, cioè no, proprio vuote, le piste ciclabili. Per favore, parlate di cose più serie. Signora, lei ha ragione, però le mail le abbiamo lette e portavano a questo, cioè non è che è un argomento a cui ci siamo strettamente affezionati io e Sclip. Volevamo prenderlo come punto di partenza per poi parlare di altro. Ho avuto 30 mail e 28 parlavano di piste ciclabili, evidentemente la gente ha voglia di sentirne parlare, insomma. Poi ci mancherebbe, se fosse per me parlerei di tutto altro, assolutamente. È un po' il tema del giorno oggi, vista la notizia della nuova pista. Ecco, tutto qua, insomma. Guardi, io gli auguro veramente una buona giornata, perché vi seguo sempre quando sono a casa e siete veramente ospitali, nel vero senso della parola. Ma non allora, è per questo che l'Italia non va avanti. Se non va avanti neanche sulle due ruote, arrivederci. Su quello sono d'accordo, grazie. Signora, sono assolutamente d'accordo. Se ci perdiamo se usiamo tanto del nostro tempo a parlare di questioni che probabilmente non sono prioritarie. No, ma neanche per me probabilmente, no? Però insomma, è una chiacchierata questa. Ho dato seguito del giorno. alle tante richieste che mi hanno inoltrato via mail. Parcheggio selvaggio, poi c'è Paolo Radivo che giustamente ci ricorda che con l'audizione dell'assessore Babud e l'ingegnere Stefano Della Mora in quinta circoscrizione è emerso che in Viale D'Annunzio la pista sarà bidirezionale sul marciapiede lato Gelateria Arnoldo, solo tra Largo Sonnino e Piazza Garibaldi. Invece nel tratto inferiore di Viale D'Annunzio tra Piazza Garibaldi e Sonnino sarà monodirezionale, in salita sul marciapiede lato via Molino a Vento e costeggerà il Moraglione, riducendo così lo spazio per i pedoni. Sì, quindi questo è peggiorativo rispetto a quello che si diceva prima, no? La fluidità di chi utilizza la bicicletta. E poi insomma avremo tempo di parlare adesso con Dino Zappador anche di sanità, che probabilmente nell'ordine delle priorità ha un gradino superiore rispetto alla pista ciclabile. Intanto io ringrazio Giorgio Sclip per aver pedalato con me questa mattina. Grazie, buona giornata a tutti. Ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Metteremo un campanello anche. Sveglia Trieste, 9-6 minuti di mercoledì 31 gennaio. Buongiorno, ben ritrovato Dino Zappador del Sindacato dei Pensionati. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sanità regionale avanza il privato, neanche farla apposta. Ieri ci siamo sentiti proprio anche per capire un attimo le tematiche di questa mattina e mi diceva Zappador che proprio sulla sanità voleva fare una riflessione, visto che c'è questa necessità di reperire risorse umane più che finanziarie, perché stanno mettendo in crisi molti dei reparti, dal pronto soccorso ai distretti, eccetera.
facciamo un attimo il quadro Sì. della situazione. Allora, diciamo una cosa, la parte sanitaria è la parte, diciamo, che sta peggiorando purtroppo da giorno in giorno. All'epoca qual è? La realtà dei fatti è che purtroppo non ci sono più medici, non ci sono più dottori, non ci sono più specialisti. Tutti quanti hanno abbandonato, diciamo, non tutti, la gran parte hanno abbandonato la parte pubblica per andare a lavorare presso le aziende private o case di cure private. Questo perché? Prima di tutto perché erano oberati dai turni di lavoro esodi, nel senso che dovevano coprire anche dei turni successivi dopo le sue 6 oppure 8 ore di lavoro che dovevano fare. E logicamente trovando un stipendio maggiore è un impegno minore, tanti hanno fatto la seconda scelta, anche se io non la provo questo, perché nella parte pubblica un ospedale, uno che va a fare il medico, per me una volta era come una missione, cioè ti dedicavi, la tua vita era dedicata agli altri, giustamente era giusto avere anche la propria, però soprattutto veniva dedicata agli altri. Questa è una mancanza, come diceva anche il primario del pronto soccorso, purtroppo non avendo medici a disposizione deve mettere in certi casi anche dei praticanti, perché non si trovano queste persone. Questa è una cosa molto grave per un pronto soccorso, perché se uno viene che ha una certa esperienza riesce a capire, a percepire il malessere e il male che può avere la persona che arriva con la Croce Rossa oppure viene portato dai propri familiari. Ma se uno non ha tanta esperienza si rincorre anche in delle gravità talmente che possono essere anche costare a dei danni grossissimi per l'ammalato e di conseguenza anche per la famiglia, perché se viene a mancare uno, questo è il problema. E allora questo qua, io dico, cioè una programmazione, io non do nessuna colpa ai medici, ho sempre detto sono bravi, bravissimi, lavorano più di quello che devono lavorare, è la parte materiale che viene a Cioè mancare. l'organizzazione, dice. L'organizzazione, perché uno che è a capo di una sanità, di un ospedale, come un'azienda, lui all'inizio dell'anno dovrebbe sapere quanti medici vanno in pensione, se hai la forza, diciamo, manuale, lavorativa, per la sostituzione durante le ferie, per i permessi, per i corsi che devono fare, perché giustamente fanno dei corsi per essere sempre all'avanguardia con le nuove tecniche che vengono fuori, con le nuove tecnologie. Qua sembra che siano tutti allo sbando. Però ecco, questo lo dicono loro. Zappato, anche, io no? leggo le prime righe dell'articolo di oggi di Diego D'Amelio e scrive: la sanità pubblica non trova personale e in Friuli Venezia Giulia si fa strada la privatizzazione dei servizi. Quindi il personale va nel privato. Sì, vanno in privato. Questo è il problema, che si forma tanto privato. Io ti faccio un esempio. Allora, i ragazzini che fanno sport, per legge, devono avere la visita medica. Sì, sì. Non è mai successo, quest'anno è la prima volta che sento, cioè l'altro anno, da settembre in poi, delle persone che hanno difficoltà a reperire, diciamo, un medico nel tempo adeguato, perché se tu la visita medica vale 1 anno per i giovani, no? E allora se tu passi entro quell'anno devi rifare la visita medica, giustamente, certo. Devi considerare le condizioni. Io sono andato personalmente al centro sportivo di cardiologia che è in via Zlatapa e sono andato alla signora perché c'erano delle persone che scadeva per esempio al 25 di gennaio e ti davano l'appuntamento appena a febbraio, a fine febbraio. Perciò in questo periodo non può allenarsi, non può partecipare allo sport e in più il ragazzo non si sa se è idoneo o non è idoneo. No? E allora cosa fai? Vai in privato. Vai in privato e paghi 60 euro, ma questo non è giusto, da parte, diciamo, neanche viene un costo in più per l'esodo anche per la famiglia. No? Ecco, loro ti dicono non abbiamo medici. E questo è un fatto molto grave, molto grave, ma però diciamo la stessa cosa se succede nel pronto soccorso. Se succedono 2 o 3 casi di emergenza, cosa fai? Devi finire quello che hai incominciato a curare e gli altri 2 cosa fanno? Aspettano. E se è una cosa grave? Certo. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Prego. Allora, non è che non abbiamo medici. Semplicemente i medici sono andati a lavorare e io non li critico assolutamente nel settore privato. Sì, esatto, perché, come abbiamo detto un attimo fa. Sì, ma aspetti un attimo. Allora, il privato dove prende i soldi? Perché questi medici spesso lavorano anche in convenzione.
chi dà i soldi alle strutture private se non la regione, depauperando la sanità pubblica? Io non critico il medico, perché deve fare il missionario il medico? Il medico è un professionista, se lo fa bene, se lo fa con competenza e coscienza, io non trovo niente da dire. Se io sono un medico e lavoro in una struttura pubblica e do il sangue, do la pelle della mia vita e vengo trattato come se fossi niente, malamente. Tra l'altro il trattamento così brutto verso i medici, verso gli operatori, è stato finalizzato proprio affinché loro vadano a lavorare nel privato. E i migliori medici sono andati, tra l'altro, perché quelli che non hanno esperienza rimangono in ospedale almeno per imparare. Quindi i migliori medici specialisti sono andati nel privato. Ma questo è un progetto a tavolino, iniziato diciamo anni fa, ma non in maniera così sfacciata, e con l'alzata diciamo al trono della Lega e della destra è successo questo, e bisogna parlare di politica, è inutile girarci attorno, questa è scelta politica ideologica. Grazie. Grazie a lei. No, la signora ha perfettamente ragione, è quello che abbiamo detto noi prima. Purtroppo i medici non venivano trattati adeguatamente sia col salario e non venivano anche rispettati, diciamo, civilmente da parte dell'istituzione pubblica dove operano. È per questo che sono andati via. Se si trovavano bene rimanevano là. Io non mi dimenticherò mai, il professor Camerini mi diceva sempre, cioè la parte pubblica, l'ospedale, deve essere come una famiglia, perché le persone che vengono dentro devono essere curate e devono essere seguite con amore, e quei medici, quando c'è il cambio di turno, devono sapere tutti. Lui mi diceva sempre, la mattina io quando vado all'ospedale ho 12 ragazzi che me li porto dietro perché voglio che tutti quanti sappiano le condizioni di tutti i ricoverati che ci sono nel nostro reparto. E tutti qua, nessuno può dirmi, ma io non sapevo, non ho letto la cartella clinica, lui li portava in modo che tutti quanti erano al corrente dei fatti. Certo. È questo che è venuto a mancare qua, per questioni forse anche di interesse, giustamente come dice la signora. Politicamente purtroppo è stato ha ragione la signora, politicamente perché vengono fatte delle sovvenzioni che dovrebbero essere invece introdotte, quei soldi che tu destini per certi privati dovresti mettere nell'ospedale pubblico. E questo di là aiuterebbe tanto di più le persone che sono dipendenti e che lavorano. Questo è un dato di fatto, io non dimenticherò mai. Una volta avevamo il centro del colesterolo, sarà ancora adesso il centro del fegato, tutte le cose là. E tutte le persone che dovevano fare queste visite, che erano controllate una volta ogni 6 mesi, poi magari dopo un anno perché migliorava la situazione, i medici dicevano sempre, preferisco che tu vai a fare l'ecografia al Maggiore o al Catinara, perché così possiamo vedere in diretta anche là, e sappiamo già il tuo malessere che hai. E se tu vai fuori all'esterno, che vai in un studio privato, loro non sanno la patologia che tu hai e può sfuggire qualcosa e può essere dannoso per il paziente. Ecco, allora io dico che la parte pubblica dovrebbe essere veramente sostenuta, questo è un dato di fatto. Ecco. Allora andiamo ad ascoltare un'altra telefonata, poi andremo di nuovo in pubblicità. Buongiorno. No, guardi, io volevo intervenire soltanto su una cosa che ha detto la telefonata precedente. Sì. Praticamente io sono stata, adesso non voglio assolutamente fare nomi o di case di cura, eccetera, però io sono stata nel consiglio d'amministrazione fino a pochi mesi fa di una casa di cura privata. Ok. Ecco, per cui so di cosa stiamo parlando, e su una cosa proprio contesto, cioè il fatto che la regione dia tutte queste cifre mostruose al privato. Il privato arranca, guai se non avesse questo minimo contributo della sanità pubblica. Ci sono altre carenze che adesso ovviamente io non sto a dire, i problemi sono un pozzo senza fondo, naturalmente, però ecco, se la gente pensa che la regione foraggi in maniera incredibile le case di cura private, questo è una cosa da fare assolutamente cancellare dalla mente delle persone.
Tutto qui. Ringrazio e buona giornata. Questo, cioè, io dico sempre quello che ho detto prima, non ho detto che devono tirare via il tutto, giustamente è seguire anche le cose private, perché giustamente anche le case di cura private sono in grado e sono utili per la salute dei cittadini, questo non metto in dubbio, però io dico una cosa, se tu hai degli ospedali e gli ospedali vanno in difficoltà perché non hanno neanche più le persone, non hanno più neanche i medici, vuol dire che c'è qualche discrepanza, vuol dire che una parte sanitaria, la privata, ha la possibilità di pagare di più e allora in questo caso viene danneggiato la parte pubblica. La persona che sta bene può andare nella parte privata, ma noi in Italia abbiamo 16 milioni di pensionati, 9 milioni non arrivano a 1.000 euro al mese, arrivano sui 850 di media. Allora mi dica lei, adesso ultimamente ho sentito anche delle persone che mi sono venute a dire che sono le persone che vengono seguite soprattutto anche tipo diabete, che hanno bisogno di quelle cure speciali, sono iniezioni per esempio che costano 140, 160, 200 euro, non sono neanche più reperibili. Allora io dico, tu che sai che tu hai in cura tot persone perché hanno queste esigenze di essere curati e queste sono dei salvavita, cioè devi provvedere in qualche modo, lo Stato deve prevedere, guardi che la nostra Costituzione parla chiaro, salute, scuola e lavoro sono le tre cose fondamentali per un paese, per i nostri e per i cittadini. Trieste siamo ridotti che noi, parlavo prima anche con Gulotto, a Trieste mi arrivano delle persone che dicono ma come, ho fatto un sacrificio tutta una vita, adesso devo pagarmi anche i medici per andare a fare una vita specialistica, ho lavorato 45 anni, mi alzavo un'ora prima la mattina per andare a lavorare in fabbrica, alle 4 mi alzavo per andare a essere alle 5:30, 6 in fabbrica, ho pagato tutti i contributi, venivano erogati dai datori di lavoro oppure dall'industria e venivano accantonati per le altre persone che all'epoca che avevano bisogno. Adesso che io ho bisogno, oltre ad aver pagato prima i contributi, devo pagarmi anche le visite mediche. Questa è un'ingiustizia, no? Come è l'ingiustizia, per esempio, le tasse che ne facciamo, che ci trattengono sulle pensioni. Tu tutta la vita hai pagato i contributi. Loro hanno guadagnato anche su quei contributi che tu hai versato perché hanno preso anche degli interessi e adesso quando mi dai i miei soldi che il mio datore di lavoro ha accantonato per pagarmi, devo pagare ancora le tasse. Cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Effettivamente. E questo è il fatto. Purtroppo è così. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco. Riprendiamo la diretta 9:22 di questo mercoledì 31 con Dino Zappador del sindacato dei pensionati, molte mail anche in questo caso con questo argomento sulla questione consultori, dimezzare le sedie, spostare dalle 16:30 alle 18 la chiusura, ma ci saranno anche più giorni di apertura. Nessuno mi ha chiarito le ore di apertura al pubblico, prima e dopo, restando uguali i contatti per ore settimanali di psicologi, ginecologi, eccetera. Poi le visite domiciliari partendo da una sede più lontana con perdita di tempo per gli spostamenti. Non diminuiranno anche queste? C'è questo dubbio? Purtroppo, secondo me è stato uno sbaglio quello di chiudere i consultori. Loro dicono che c'era poche persone, ma sei tu che devi organizzare il lavoro, come lo devi organizzare negli ospedali, devi organizzare anche nei settori. No? Allora hai dei rioni e devi avvisare le persone che devono affluire a quel punto là, in quel punto, non so, Valmaura, distretto di Valmaura, distretto chi abita a Mugia, Santa Barbara, un'altra, aveva a Mugia di fare il punto. È una cosa anche per prevenire, questo è il fatto. Cioè io non posso anche capire che in qualche momento può essere due distretti, ma io non penso che San Giacomo, per esempio, mi chiudo il distretto di San Giacomo, non ci siano delle persone che si vanno là. San Giacomo è un rione dove è alquanto affollato, diciamo, no? E allora io dico... E vedo una cosa a San Giacomo, che c'era l'ambulatorio dei prelievi, è sempre pieno. Infatti se tu chiami, non è che ti dicevano venga domani mattina, ti davano l'appuntamento a 5-6 giorni, perciò vuol dire che le persone c'erano.
Allora, secondo me hanno sbagliato. Potevi tirare via magari qualche persona in più, la potevi utilizzare da un'altra parte, ma non chiudere. Non è possibile che quello di Musa magari mi vada a Morupino o a Prosecco e quello di Opicina viene giù a Musa, perché dalle altre parti logicamente raddoppierà, triplicherà le persone che andranno a prendere degli appuntamenti. Poi un'altra cosa, sui distretti e sulle visite domiciliari, io dico, anche, ecco, per esempio, l'altra settimana mi ha chiamato una signora e sono andato io a prendergli addirittura l'impegnativa, perché aveva una sorella disabile in casa. Vengono in casa, ti fanno il prelievo, per esempio, del sangue, dopodiché non è che ti consegnano neanche i risultati. E questa persona aveva la sorella che era anche malmessa, con la schiena, non si poteva muovere e non aveva nessuno per andare a ritirare diciamo, il referto. Anche quello, insomma, se sai la situazione di quelle persone che sono disagiate, che sono inabili, che sono inferme, dovrebbe essere un servizio di riconsegna, oppure di mandare, questo trovo quello che trovo sbagliato. Come tu distretto fai l'esame a questa persona che è disabile e inferma e sei collegato, sono sicuro che sei collegato col suo medico di base, glielo mandi via email, no? I risultati. Non fare venire a ritirare i risultati al distretto, al centro prelievi, ma se queste due persone qua sono tutte e due handicappate, cosa fai? No, Se hai la fortuna di trovare qualcuno, va a ritirare il referto, se no quel referto rimane là. Infatti. Allora, leggiamo altre mail. Quando faranno un concorso per assunzione di OSS o infermieri? Spero solo per i residenti in regione, visto il fuggi generale andrebbe accelerato di farne uno prima possibile. Ma se non ero, dovrebbe essere, il signore potrebbe informarsi presso l'ENAIP, perché ho visto qualcosa che doveva partire un corso. Okay. Allora che telefoni all'ENAIP in via dell'Istria, adesso io non ce l'ho il numero qua dell'ENAIP, all'ENAIP in via dell'Istria e sono sicuro che loro le daranno le risposte. Poi, sto ascoltando come sempre con attenzione il pronto soccorso, va da sempre, è stato il fiore all'occhiello di Trieste, ma il mancato personale non si può dire che non ci sono medici, visto che non bastano, non fanno le assunzioni, questa è la verità secondo me, e da quello che io sappia, che io posso sapere, si deve anche andare al privato per sopravvivere, questo scrivono da casa. Buongiorno, purtroppo se il medico di medicina generale ha troppi pazienti e per farsi vedere in caso di bisogno ci passano anche 2 settimane, per avere un appuntamento le persone, anche con patologie non gravi, si rivolgono al pronto soccorso. Ciò va a discapito di chi effettivamente sta veramente male. Questo lo abbiamo detto è una vita che lo raccontiamo, sì, cioè i cosiddetti accessi impropri. Ma infatti, guarda, io dico una cosa, non è possibile che tu vai dal medico, ho visto l'altra settimana, proprio una signora è venuta qua, gli hanno fatto l'impegnativa per andare per fare dei Doppler alle gambe, perché il gonfiamento delle gambe non camminava bene, aveva fastidio. Ha telefonato davanti a noi e hanno detto che per il momento il servizio è sospeso. E allora cosa fa? Devi andare in privato, ma se questa persona prende 650 euro al mese di pensione e paga 120-140 euro di affitto, paga 2 bollette che sono altre 200 euro, deve mangiare anche quelle 45 euro, 60 euro, quello che ti viene a costare, va a pesare, va a incidere su quella persona rischia che gli ultimi 3 giorni del mese, se è sola, neanche non mangia. Cioè, questa è una realtà di fatti. Infatti noi a Trieste abbiamo un aumento di povertà. Basta andare a fare un giro a Montuzza e parlare col priore, che io ho parlato con lui, ha detto qua ogni giorno ci sono, ma non stranieri soltanto, triestini che avevano anche, che stavano fino a 2 o 3 anni fa, riuscivano a vivere, diciamo, tranquillamente senza chiedere aiuto a nessuno e adesso sono costretti ad andare a fare dei passi di là, perché il costo della vita è talmente aumentato che non ce la fanno più andare avanti.
Altra mail, i lamenti dei cittadini sul degrado del sostegno dello Stato ai cittadini è ormai una valanga che però non produce nessun effetto di cambiamento. Lo Stato italiano non è dedicato al benessere del cittadino ma è diventato un'azienda. L'entrata in Unione Europea con la firma dei trattati di Maastricht ha distrutto tutto il sistema economico riducendo sempre più i poteri dello Stato. Ogni anno paghiamo 80 miliardi l'anno alle banche per un debito che non ci sarebbe se avessimo continuato con la nostra vecchia lira, moneta non a debito. Inoltre dal 2000 ad oggi l'Italia ha versato di più all'Unione Europea, oltre 200 miliardi, di ciò che ha finanziato rispetto a noi, questo scrivono da casa. Facendo seguito alla mail precedente intendevo concorso a SUGI, non concorso perso ENAIP, quello che aveva detto prima. E lo so, la SUGI però si appoggia anche al centro di avviamento al lavoro in certi casi, perché prima di fare il concorso, perché deve passare, essere approvato in regione dei vari assessori, si vede che hanno fatto questo, hanno messo su questo corso, facendo questo corso domani se riesci a entrare finito, avendo il diploma, è più facile anche avere un'assunzione da parte della SUGI, immagino. Sicuramente. Ecco. Dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, breve interruzione, ci rivediamo tra qualche minuto. Ecco, quello che volevo... Bene, ancora sveglia a Trieste fino alle 10 con Dino Zappador del sindacato dei pensionati. Dovremmo avere una telefonata, buongiorno. Sono Gino, mi sono dimenticato di aggiungere una frase a quella mail che ho mandato sul discorso europeo, che è questa, che i trasporti, per esempio, sono una necessità sociale e così è il discorso della sanità. Cioè deve essere in deficit, non può essere un discorso di bilancio gestito come un'azienda, perché quello è un problema sociale, è un problema vitale della nazione. Invece oggi è tutto finalizzato a numeri, a conteggi, e lo Stato che si è fregato unendosi all'euro a un discorso di deficit continuo e pareggio di bilancio. Grazie, mi scuso se sono intervenuto 2 volte. Va bene, allora, grazie. Foglia, no? Che sto chiedendo, No, un altro. So. Gino. Gino. Signor Gino, guardi, ho proprio qua l'articolo 35 dell'Unione Europea che dice protezione della salute. Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali, nella definizione e dell'attuazione di tutte le politiche di attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Comunque vede che ha ragione, è anche tutelato dalla parte dell'Europa, che purtroppo qua da noi in questo momento siamo un po' scarsetti. Ci sono, come dire, settori come la sanità, diceva anche il telespettore dei trasporti, forse inserirei anche l'educazione, dove ragionare come un'azienda diventa vincolante, però diventa necessario nella misura in cui se dai libero accesso alla spesa, dopo lo Stato va in default. Sì, io ho capito, allora il problema qual è? Il problema è che tu devi dare delle garanzie per la sicurezza sanitaria. Le garanzie per la sicurezza sanitaria sappiamo che hanno un costo, però quel costo lo paghiamo noi cittadini, con le tasse, perché io penso che se loro ti dicono ti aumento il 2% delle tasse all'anno perché devo farle per la sanità, ma devo essere sicuro, ma il cittadino oggi come oggi non ha più fiducia nella parte politica, perché la parte politica ti promette, abbiamo visto le ultime elezioni, no? Meno sbarchi, più per la sanità invece hanno tagliato. E allora un paese che doveva avere 8 miliardi sulla sanità mi mette 3, c'è qualcosa che non quadra. Chiaro. E quegli altri 5 che erano stati messi da parte prima, dove sono finiti? Però i soldi per le armi ci sono, per l'aumento delle spese dei vari deputati e dei vari senatori a 980 euro al mese ci sono, e per la persona che ha bisogno che magari di comprarsi le medicine non ce ne sono. E dopo che ha lavorato 40 anni, 42, 43, e che ha pagato ogni mese il suo contributo allo Stato. Io dico, anche questi politici devono rendere conto che la gente si sta stufando. E non è possibile, come ti dicevo prima. La legge elettorale. Abbiamo detto, voglio dire anche ai nostri concittadini, non so se tutti la condivideranno, ma io parlo degli anni 60, 70, 80.
Ma perché loro mi vengono a dire, ma erano governi che cadevano addirittura dopo 1 anno e 6 mesi, dopo 2 anni, 3 anni. Ma quei 5 partiti che componevano la maggioranza del governo, che potevano essere repubblicani, socialdemocratici, democristiani, quelli là, quando andavano al governo, dovevano fare quello che promettevano. Infatti noi abbiamo avuto i contratti nazionali di lavoro, il contratto dell'azienda, la tutela della sanità, e avevamo tutto e stavamo benissimo. Oggi come oggi, con questo metodo di votazioni, chi vince piglia tutto e degli altri me ne frego, fanno per forza quello che vogliono loro, perché sanno che per 5 anni nessuno li tocca. In questo modo qua io sono convinto che bisognerebbe tornare indietro, e non lo dico solo io, lo dicono tanti, perché quei piccoli, quelli pochi rappresentanti che erano dei partiti politici si facevano rispettare, volevano portare a casa quello che avevano promesso in campagna elettorale. Questi ti promettono mari e morti in campagna elettorale e non ti danno nulla. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Trieste, grazie al signore in studio, difende degli interessi particolari perché è del partito e del movimento di associazione dei pensionati, ma i temi che rileva sono tutti molto attuali. Il signore in particolare ha detto adesso di striscio, non ci sono i soldi per la sanità, ma ci sono i soldi per le armi. Sì. Ora è dichiarazione di Lucio Caracciolo, che è stato poco tempo fa anche a Trieste a fare a mio parere delle relazioni vergognose in Portovecchio, e dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte nei confronti sia della guerra in Ucraina che di quella in Palestina. I soldi per le armi ci sono sempre, e questi capitoli di spesa non vengono decisi dall'Italia, vengono decisi dagli Stati Uniti o dall'Europa, perché questo è di fatto. La Costituzione europea è sovra la nostra Costituzione, supera la nostra Costituzione in termini legali. Le Costituzioni si devono adeguare, quindi svuotando i contenuti la nostra Costituzione e portandoci dove ci ha portato. Ma io chiamo per dire che, come avete ospitato i pensionati, il consigliere Sclip prima, che rideva tanto parlando, dicendo veramente niente, aria fritta, mentre invece non ho mai visto in studio da voi dei movimenti che a Trieste sono presenti. C'è il comitato Danilo Dolci, Alessandro Capuzzo e l'osservatorio sul movimento delle armi nei porti italiani, sempre che fa capo all'osservatorio sulle armi, in inglese non so dirlo, non importa. C'è il coordinamento No Green Pass e Oltre, che fino a prova contraria compila, riesce a creare dei documenti politici argomentando, basato su dati, è un vero e proprio centro studi a Trieste, ha organizzato manifestazioni in cui l'unico timore è stato quello delle botte che la polizia avrebbe potuto dare, non tanto quanto dei pacifissimi cittadini di Trieste hanno portato nelle piazze. Ecco, non hanno mai portato alcun episodio di violenza, la violenza è sempre stata dall'altra parte, e nonostante questo Trieste Tele4 sente di poter tranquillamente continuare ad ignorare delle realtà che producono dati, studi e elementi di discussione, li portano a dibattito, perché il coordinamento No Green Pass e Oltre, come tutti gli altri movimenti, che Salam o il movimento pro Palestina, che stanno che sono attivati a Trieste, hanno prodotto documenti, hanno prodotto elementi di discussione e di studio, elementi di un osservatorio molto attento, accurato e preciso su come sta evolvendo il nostro paese, la nostra comunità. Ora, che chiamate Sclip a parlare in senso generale se a Trieste ci sta bene una ciclabile o meno è ridicolo. Va bene, Trieste, grazie Andrea, grazie, grazie, buona giornata. Andiamo avanti, va? Andiamo avanti, andiamo oltre.
Dunque, altra mail, sto ascoltando il gentile ospite, se abbiamo votato significa che crediamo ancora, qualsiasi decisione sarà fatta. Beh, però lei non è che diceva voto o non voto, ma no, io non dico legge voto o non elettorale? voto, io sono per il voto, io dico che bisogna non votare nel modo di un tifoso ultras, cioè io, cittadino italiano, devo prevedere il mio presente e il futuro dei miei figli, dei miei nipoti. E questo è il fatto. Oggi come oggi, questo è messo in dubbio. Basta vedere le persone che vanno via a Trieste. Ogni anno vanno via 1500 giovani, perché non hanno una prospettiva di lavoro. E allora io mi dico, come genitore, ma è giusto fare un sacrificio tutta la vita, tirarli su, pagare, pagare le scuole, le mense, l'università, i bolli, tutte quelle cose là, e poi deve emigrare per pensare di trovare una vita migliore all'estero? Cioè, è questo il punto. Uno che va per un'istruzione è giusto che vada all'estero, è giusto perché si fa anche un'esperienza di vita, impara tante cose, ma non è giusto per la famiglia, perché quella famiglia magari ha bisogno di avere uno vicino, un figlio vicino. E se non hanno altri figli, e succede come succede in tanti casi, perché io li vedo, perché mi chiamano, sono persone invalide che non riescono neanche ad andarsi a comprare le medicine, devi andare tu o l'amico o qualcuno da prendere in farmacia le medicine, e diventa una vita, allora, diciamo, deludente, va in depressione. Infatti noi abbiamo un aumento di depressione sia nelle persone anziane che sia nei giovani. Ma perché? Perché non vedono un futuro, un domani tranquillo. Devono sempre pensare e informarsi sulle cose che sono all'estero. Ma non è possibile che noi abbiamo delle tasse, soprattutto sui pensionati, che va dal 2,9% in Inghilterra al 5,4% in Germania, al 12% in Spagna e mi sembra in Francia il 19%, e pagano al massimo irrisoriamente in Francia 1.400 euro all'anno di tasse, e noi in Italia abbiamo magari 4.200 euro. Cioè, quei soldi là non dovrebbero servire per poter vivere bene e comprarsi e ammortizzare il costo della vita. È questo il discorso che si fa parlare. Cioè, è facile dire le cose, però dopo se uno va bene. Io dico sempre, uno che va a votare, non ci sono più i politici una volta, parliamoci chiaro. Oggi o sei di destra o sei di sinistra. Se sei di destra sei figo, se sei di sinistra sei un mezzo pezzente, e quelle cose là, e questo non è bello. Una volta c'era la Democrazia Cristiana, aveva il 35% o il 38%, però ascoltava, come dicevo prima, anche i piccoli, quello che aveva il 3, il 4%. E si amalgamavano le varie leggi, le varie proposte che erano utili per i cittadini. Mangiavano, perché mangiavano anche loro, ma certamente non mangiano come questi, perché se noi pensiamo che loro all'epoca avevano 10 milioni di stipendio, fino al 92, 93 sarebbero i 5.000 euro di adesso. Adesso questi qua ne hanno 15.000, sarebbero 30 milioni. Okay, ecco, allora ragazzi, tutto. stiamo seri e pensiamo quando andiamo a fare quella croce e cerchiamo, io spero, ho fatto la proposta a diverse società di fare la raccolta firma per cambiare questa legge elettorale, perché secondo me è ingiusta. Dunque, telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Signor Zappalar, Zappador mi pare, sì, no? Zappalar, non ho capito bene. Volevo chiedere alcune cose, posso chiedere? Prego. Ecco, volevo sapere, a gennaio di quest'anno ha fatto il conguaglio delle pensioni? No, quest'anno il conguaglio è stato, diciamo, le pensioni sono state aggiornate con quello che lo Stato riteneva, diciamo, giusto di darlo, perché era insufficiente, perché l'inflazione... A gennaio, questo mese, i primi di gennaio, è arrivata la prima pensione del 24. È stato un aumento in base all'aliquota che uno percepisce. Ma il conguaglio è stato fatto adesso a gennaio? No, a certe categorie no, io non so che categoria lei... Io sono della polizia. Ecco, essendo pubblico può darsi che abbia fatto, perché supererà forse una certa cifra. Ecco, ma sa perché volevo chiedere?
Mia moglie la portava in detrazione perché è morta in febbraio, 17 febbraio. E io a carico mio era mia moglie e recuperavo 710 euro per... lei aveva una piccola pensione, 170 euro, quindi non, era IRPEF zero. E allora la portavo in detrazione perché non superava i 3.000 euro di dispari, perché saltare fuori. Allora adesso da febbraio mi è stato dato quel 55-60%, non so quando esattamente, perché il cellulino non lo manda più l'INPS. Se sudano può andare un pezzo di carta al cittadino, va bene, basta pagare le tasse e non vuole altro. Ecco. No, ma se lei, scusi un attimo che interrompo, se lei, non so, se lei ha il computer e ha lo SPID, se lei entra nel My INPS e può digitare anche il cedolino della pensione, là viene descritto tutto quello che viene ma non lo manda più l'INPS non lo manda più, sudano per mandare un pezzo di carta. Lo so, bisognerebbe, una volta mandavano, adesso non lo mandano più. Io non ce la faccio a camminare perché ho problema di camminare. Qualche volta che mandano a mio genero e che mandano con l'asciugamano, che asciuga il sudore, perché tutti i sudori che fanno, tutti i lavori che fanno. Un pezzo di carta del mio buono. Ecco. E quindi praticamente io mi sono visto accreditare la pensione di gennaio con 400 euro in meno, pur avendo avuto, secondo Lori, come dice Lori, io non ho ancora capito bene come stanno le cose, pur avendo avuto il 60% di 170 euro di reversibilità. Ecco, allora io come faccio? Io non ho mai avuto 400 euro di conguaglio a gennaio, adesso non so cosa, adesso vedremo fra qualche giorno che arrivo quelle di febbraio se si aggiornano o che cosa faranno. No. Io ho chiesto comunque che mandassero il cellulino, ma non lo so. Allora, io quello che posso consigliare è aspettiamo ormai domani, forse già oggi se lei ha lo SPID può vedere, perché già oggi si vede... No, lo SPID, ecco, non ho smartphone. Ecco, si vede tutte diciamo, i vari passaggi, trattenute oppure gli accrediti. E se no solito il conguaglio eventualmente ci sarebbe stato bisogno, lo faceva a marzo. Bisogna vedere, può darsi che sulla pensione di sua moglie... Chi ha bisogno dei soldi, si ladroni dei politici. Lei ha bisogno dei soldi. L'anno scorso a gennaio 2023, e allora mi sono visto, guardando bene, poi ci ho capito qualcosa, mi sono visto accreditare 4 euro in più. Ma dico, 4 euro, sono ben prese. Solo che però mi sono reso conto, con 4 euro, quanti caffè bevo? Bevo da 3 caffè. Lo so, qua ha perfettamente ragione, però purtroppo, torno a ripetere, per le trattenute bisognerebbe vedere il foglio che l'INPS emette nel pagamento. Dunque, buongiorno, ultima news, il ministro della difesa Crosetto dice che dobbiamo prepararci per la guerra. Un mio consiglio è che il signor Crosetto si armi e vada lui che dia il buon esempio, scrive una telespettatrice. Io spero che non sia il caso. Speriamo che di no, speriamo che non ci sia il caso. Un'altra mail dice dati e studi farlocchi dei no Green Pass ne abbiamo avuto abbastanza. Ancora una mail invece che cerchiamo di usare bene le parole. Sanità privata vuol dire pagare una visita, diciamo a prezzo pieno. Visite specialistiche fatte anche nelle case di cura private sono in convenzione e costano quanto fatto nella visita in una struttura pubblica in un ospedale. Sì, certo, dobbiamo dividere da privato pieno a privato convenzionato. Ecco, certo, questo sì, questo lo dobbiamo dividere. Cioè il problema qual è? Il problema, signora, non è la visita privata, il problema è che certe cose, certe patologie possono essere pericolose. A me è successo un caso che una signora è venuta, aveva una cista nella testa e il medico è andato a prendere l'appuntamento e gli hanno dato dopo 18 mesi. La stessa infermiera gli ha detto, ma guardi che se vuole, fra 15 giorni potrebbe venire
qua possiamo dargli appuntamento, però il costo è di 750 euro. Allora io mi chiedo, tu non sai cos'è la cista, può essere un tumore benigno e allora ringraziando di Dio non corri i rischi, ma se è una cosa maligna, aspettare 18 mesi e questa signora magari non ha i 750 euro per fare l'intervento, questa per fortuna se l'aveva, tu stai 18 mesi ad aspettare, ti rodi dentro perché dici ma cos'è questa cosa? Può essere benigna, ma maligna, una cosa altra. Cioè è questo il problema è il rispetto delle persone. Cioè poi giustamente abbiamo le persone che vanno in depressione, ma le persone che vanno in depressione ha un aumento di ricovero anche diciamo nelle case di protezione. Perché? Perché tante persone anziane si vergognano di dire che non hanno la possibilità e di essere poveri. Cioè questo è il dato di fatto. La dignità che avevano, che hanno i 75 anni, 80 anni di una volta che c'erano, si vergognano di dire che non ce la fanno. Ma questo non è giusto, dopo che loro hanno lavorato una vita. Non è giusto nei confronti di loro, magari sono da soli e tu li abbandoni e si ritirano. Ma sai cosa mi ha detto un vecchio un giorno? Sono rimasto male anche, perché anche a 72 anni ero ancora ignorante, non ho fatto l'occasione legale, mi fa... Farò come l'elefante, mi allontanerò e morirò da solo in mezzo alla campagna, perché mi vergogno di non avere la possibilità di stare in mezzo agli altri perché non ce la faccio più con la mia pensione. Prendeva 580 euro, aveva 160 euro di affitto al latte, 2 bollette, faceva 2 settimane, mangiava dovrò fare come gli elefanti, allontanarmi e morire da solo. Cioè, dopo 42 in ferriera, che aveva, purtroppo è stato che aveva contribuito perché non era dipendente ferriera, lavorava con una ditta, questo era un artigiano, collegata, sì. Ecco, dico, è degradante. Zappa, volevo chiedere anche del reddito di inclusione, anticipando che domani mattina a Sveglia Trieste ci sarà Gianluca Maresca del CAF CISL, che quindi dalle 9 alle 10 potrà fornire tutte le informazioni del caso sul reddito di inclusione, che è lo strumento che prende fondamentalmente il posto del reddito di cittadinanza. Suo innanzitutto inquadramento di questa misura. Allora, la misura del reddito di cittadinanza, allora io dico, il reddito di inclusione è cioè hanno abolito il reddito di cittadinanza, però devo dire una cosa sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza ha aiutato tantissime persone, in Italia hanno 3 milioni, lascia perdere quelli che hanno rubato, che è stata una mancanza di controllo da parte dell'INPS, perché l'INPS quando eroga, che i vari patronati che mandavano le domande dovevano controllare i nominativi, dovevano controllare se aveva lavorato, se era stato licenziato, se aveva preso la NASPI, cioè un incrocio, e questo l'INPS non serve che vada a controllare, basta che batta un tasto sul computer e vedeva, perché tu quando metti il nome e cognome ti viene fuori tutto il resoconto, l'estratto conto di quella persona ti viene fuori, e là hanno sbagliato. Poi quello che devo dire, tutte le programmazioni che hanno fatto per i corsi per l'avviamento del lavoro non sono partiti mai. Ma questo perché? Perché la maggior parte in Italia, su 20 regioni che siamo, 16 sono governati del centrodestra. Esattamente questo, e guarda caso, nella campagna elettorale, la Meloni cosa diceva sempre? Tirerò via il reddito di cittadinanza. Ma perché? Perché le regioni non hanno contribuito a fare i corsi per l'inserimento del lavoro. Tanto più che ancora adesso, posso dirti una cosa, c'era un corso in atto che doveva partire il 29 di gennaio sulla sicurezza del lavoro, cioè un tema dove è molto interessante, visto che abbiamo 1000 morti all'anno sul lavoro, no? Sì. E l'hanno rimandato di nuovo. Dicono che non hanno raggiunto la quota, ma un ufficio del lavoro che avrà 300-400 disoccupati iscritti non riesce a trovare 10 persone per avviare un corso professionale. E questo è le mancanze, anche se non era la colpa del governo precedente, anche se io non sono in 5 Stelle, però devo dire che all'epoca ha aiutato tante persone. Io non dimenticherò mai, un 20 di dicembre di 3 anni fa, mi è venuta marito, moglie e una figlia di 5 anni e ha detto: sono venuto a ringraziarvi perché dopo 2 anni che non riuscivo neanche a comprare il panettone per la figlia, adesso sono riuscito con 1.350 euro a fargli anche un regalo. Cioè, per far capire l'esigenza e la mancanza
di tanta gente che non aveva la possibilità neanche di mangiare, si può dire, no? Ecco, e poi lasciamo perdere la parte politica, però ricordatevi bene che l'avviamento al lavoro ti chiamavano, ti facevano un corso online di 2-3 ore dove tu collegarti e non partivano mai. I corsi non partivano mai. Perciò, diciamo, è stata colpa del governo perché non ha osservato e non ha controllato, però è stata anche colpa delle regioni che non hanno avviato questi corsi per l'inserimento del lavoro. Ecco. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire, no, che sono d'accordo con tutto quello che ha detto questo signore, però sappiamo tutti e sarebbe ora anche di agire, di fare qualcosa, perché per questo sappiamo tutti che è così, ma bisogna fare un passo in più. E poi volevo chiedere una cosa, se si può in qualche maniera facilitare anche le persone anziane, cosiddette anziane, perché insomma a 70-72 anni non è che sei proprio da buttare, no? Però volesse che con la tecnologia non hai un grande, come dire, no? Pratica, non hai il computer, non sai cos'è un'email, non sai cos'è, e adesso è tutto così. Cioè fino a ieri abituati che arrivava a casa il bollettino all'avviso, guarda che domani o dopodomani ti scade questo, ti scade quello. Adesso non arriva più niente, cioè tu devi essere pronto per andare tutto online, tutto sul sito, tutte quelle robe che un anziano, anche se non è tanto decrepito, però purtroppo non ha e non sa. E deve rivolgersi, rompere le scatole ai figli e ai nipoti che hanno già abbastanza da fare con la loro famiglia, capisce che è una roba assurda. Va bene, allora, anche sì, deve fare in maniera che se io voglio, ok, se no mi mandano il cartaceo. Mandare due strumenti contemporanei, ok, chiaro. Sì, devono chiedermi tu signora, sei la devo salutare perché siamo in chiusura. Zappador, un minuto veramente. Sì, no, la signora ha perfettamente ragione. Io per esempio sono anche presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani, qui a Trieste. Noi stiamo preparando un corso per smartphone appunto per le persone anziane. E noi siamo in via Polonio, io sono là il venerdì mattina dalle 9 alle 11 e lunedì dalle 14 alle 16 e proprio l'altro giorno ci siamo accordati per far avviare questo corso gratuitamente per le persone che hanno bisogno di saper usare il smartphone e poi faremo anche quello per il computer, tutto qua. Grazie a Dino Zappador. Allora, io ringrazio Tele4, ringrazio i cittadini che hanno partecipato e una buona giornata a tutti. Grazie a tutti, buona giornata, arrivederci.